Buongiorno telespettatori di Tele4 e benvenuti a un altro appuntamento con Sveglia Trieste che vi terrà compagnia come sempre fino alle 10. Gli ospiti che si alterneranno accanto a me sono Maurizio Bucci, già assessore, e Serena Pellegrino, consigliera regionale di Alleanza Verdi Sinistra. Come sempre leggeremo il Piccolo e il Corriere della Sera e vi riproporremo alcuni servizi andati in onda nel telegiornale di ieri. 040 977 8910 è il numero di telefono a cui chiamare, svegliatrieste@tele4.it è l'indirizzo di posta elettronica a cui inviare le vostre mail. Cominciamo subito però con la lettura della situazione meteo. Vediamo la situazione generale. Tra oggi e domani affluiranno in quota correnti da nord-ovest più secche dei giorni precedenti, ma anche relativamente fresche, determinando ancora instabilità pomeridiana. Da domenica si avvicinerà un anticiclone da ovest che porterà a maggiore stabilità sulla regione e posso dirlo, era ora. Allora, per oggi nella notte al mattino cielo in prevalenza nuvoloso con residue piogge o rovesci sulla fascia orientale e sulla costa. Successivamente tempo in miglioramento con maggiori possibilità di schiarite. Sulla fascia prealpina nel pomeriggio saranno ancora possibili rovesci o locali piogge che potrebbero in seguito interessare anche alcune zone dell'alta pianura. Nella prima parte della giornata soffierà bora moderata sulla costa con raffiche sostenute a Trieste in calo poi dal pomeriggio. Per domani cielo in prevalenza variabile sulla zona montana, poco nuvoloso su pianura e costa. Dalle ore centrali sulla zona montana possibili locali piogge o al più rovesci, specie sulle prealpi carniche, che potrebbero in seguito interessare anche alcune zone della pianura. Soffierà bora in genere debole sulla costa con raffiche moderate a Trieste. Fresco di notte in pianura e sui monti rispetto al periodo. Già che ci siamo, guardiamo anche per domenica. Cielo in prevalenza poco nuvoloso su pianura e costa per nubi alte, cielo variabile sulla zona montana, venti a regime di brezza, fresco di notte in pianura e sui monti rispetto al periodo. Andiamo allora subito alla pagina del Piccolo, vediamo la prima pagina del Piccolo, ingrandiamo. Subito sotto la testata, Washington, freddati 2 diplomatici israeliani, un uomo ha fatto fuoco gridando Palestina libera. Ci sono delle reazioni molto dure da parte di Netanyahu, attacca l'Europa, leader irresponsabili e punta a Parigi, Londra e Ottawa, istigazione contro Israele. Frasi oltraggiose, replica Parigi. Crisi, patto Federica Meloni. Il governatore, condividiamo un documento di programma per rilanciare l'azione amministrativa. Vertice romano tra il Premier e il Presidente della Regione. Dopo la spaccatura, oggi l'incontro tra i partiti del centrodestra. Allora, per quanto riguarda invece, c'è nella parte centrale, domani la Treviso-Nova Gorizia, poi la frazione del Grappa e Asiago, Giro d'Italia, la carovana da spettacolo a nord-est, c'è un cospicuo inserto all'interno del Piccolo di 16 pagine, tanta cronaca, collegamenti via mare fra Trieste e Muggia, a bordo anche di sera, Muggia azzannato dai suoi cani finisce in ospedale, sport un tempo non basta, Trieste perde contro Brescia, Cirque du Soleil pronto lo spazio che addirittura apre la pagina della cronaca di Trieste. Andiamo al Corriere della Sera, eccolo qua, ingrandiamo anche in questo caso. Dunque, la sfida di Napoli e Inter, la notte dello scudetto, a 33 anni dalle stragi, antimafia, veleni e nuovi cortocircuiti, e poi orrore antisemita negli Stati Uniti, spari al Museo Ebraico di Washington, Netanyahu odio dilagante, attacca Macron e Starmer, uccisi 2 addetti dell'ambasciata di Israele, un fermato urlava Palestina libera. E la vignetta sì, fa sorridere ma ha denti veramente, veramente stretti, la vignetta di Giannelli, speranze di pace, fumate nere, sia per quanto riguarda la situazione in Medio Oriente che per quanto riguarda la situazione Russia-Ucraina.
C'è un divieto di Trump nei confronti di Harvard che sale di livello, basta iscritti stranieri. Per quanto riguarda invece figli di 2 donne, la consulta sono entrambe madri, e poi c'è una intervista con Sara Curtis che ha tolto il record italiano nei 100 stile libero a Federica Pellegrini, e questo a molti farà piacere. E poi vediamo allora il caffè di Gramellini. Dunque, ormai è un format. Trump invita alla Casa Bianca un leader straniero che gli sta sulle scatole e lo bullizza davanti a tutti. Dopo Zelensky e il canadese Carney è toccato a Ramaphosa, il presidente sudafricano, che nella speranza di ammansirlo si era fatto accompagnare da 2 golfisti bianchi, conoscendo la passione di Trump per il golf e per i bianchi. Tutto inutile. Ad un cenno del padrone di casa, le luci dello studio ovale si sono abbassate ed è partito un video di immagini taroccate che accusava il governo sudafricano di aver ammazzato decine di afrikaner. Come Zelensky, anche Ramaphosa ha replicato con un certo aplomb, persino con ironia, quasi se lo aspettasse. Forse esiste una sala prove alla Casa Bianca dove i leader da bullizzare vengono preparati all'incontro da qualche invasato sparring partner che li travolge di improperi. L'ospitalità spinosa di Trump fa a pugni con le teorie degli psicologi, i quali vedono nella comunicazione in presenza l'antidoto a quella social, che irrigidisce le posizioni e riduce l'empatia. Trump è riuscito a trasportare gli umori delle chat nelle visite di Stato. Il suo schema è questo: con i forti faccio affari, dai deboli mi faccio baciare, tutti gli altri li maltratto. Il mondo scorre col fiato sospeso la lista dei prossimi leader che oseranno andarlo a trovare. La più a rischio è la premier danese, con cui finora ha solo litigato al telefono. Farebbe meglio a farsi venire un raffreddore diplomatico prima che Trump la degradi in diretta a vicegovernatrice della Groenlandia. Stavolta almeno un po' spiritoso. Allora, andiamo alle pagine interne del Piccolo. Vertice Federica Meloni, impegnati a rilanciare il governo della regione. Stamattina Federica vedrà i segretari dei partiti di maggioranza per ritrovare compattezza al lavoro per un documento programmatico che sia il pilastro della seconda metà della legislatura. Voglio risolvere i problemi, non alimentare polemiche, affronteremo la situazione in modo costruttivo. Sul terzo mandato penso che gli enti a statuto speciale abbiano competenza esclusiva per poi legiferare. Allora, fra gli alleati la missione coesione si decide sul rimpasto. L'assessore Riccardi si è detto disponibile a rinunciare alla sanità. Fratelli d'Italia non intende avanzare pretese, ma sarebbe pronto a farsene carico. Allora, io direi che a questo punto è meglio vedere proprio il servizio che noi abbiamo dedicato ieri al vertice, all'incontro fra Federica e la primo ministro Meloni. Quando dalla regia è pronto possiamo direttamente farlo vedere. Eccolo. Presidente, si può ricomporre la frattura all'interno della maggioranza di centrodestra e cosa pensa la Premier Meloni? La volontà è questa, sia mia che anche del Presidente Meloni. Adesso c'è la volontà di rilanciare l'azione, penso molto apprezzata dai cittadini in questi anni dell'amministrazione regionale, che ha visto penso una crescita importante della regione. Adesso convocherò penso nelle prossime ore una maggioranza per addivenire una soluzione che possa andare in questa direzione. La crisi interna al centrodestra in Friuli Venezia Giulia sullo sfondo dell'incontro oggi a Roma a Palazzo Chigi tra il Presidente della Regione e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga e la Premier Giorgia Meloni. Sul tavolo, oltre al nodo tecnico del decreto sulle liste d'attesa, anche la necessità di rincompattare la coalizione a livello locale dopo settimane di tensioni legate al nuovo ospedale di Pordenone e ad attriti sempre più evidenti tra le anime della maggioranza regionale, con riferimenti anche alla questione del terzo mandato. Il faccia a faccia ha avuto toni istituzionali
regionali, ma ha rappresentato un passaggio cruciale per ricucire un rapporto politico che si è incrinato. Fedriga ha scelto un approccio distensivo, puntando a riportare il confronto sul piano della concretezza amministrativa. Il governo, dal canto suo, ha riconosciuto la centralità del dialogo con i territori, confermando l'accordo con le regioni sul decreto sanità. Il provvedimento, atteso da settimane, fissa parametri chiari per l'attivazione e la cessazione dei poteri sostitutivi statali in caso di inadempienze della gestione delle liste d'attesa. Ma sullo sfondo resta il braccio di ferro istituzionale con Roma sulla questione dei mandati. La recente impugnazione da parte del Consiglio dei Ministri della legge trentina sul terzo mandato ha riacceso il dibattito sull'autonomia delle regioni speciali, un nodo che sarà sciolto dalla Corte Costituzionale, mentre per le regioni ordinarie resta la necessità di una legge nazionale. È stata fatta un'impugnazione, è stata ribadita un'impugnazione di carattere tecnico. Io penso che le regioni a statuto speciale abbiano competenza esclusiva e la Corte Costituzionale adesso dirà di chi è la competenza per poter legiferare per quanto riguarda le regioni a statuto speciale sull'autogoverno. Tornando in Friuli Venezia Giulia, un vertice di maggioranza è convocato per domani mattina alle 10:30 a Palazzo Regionale con i segretari regionali di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, che assieme al presidente Fedriga cercheranno di ricucire lo strappo di cui si parla in politica ormai da diversi giorni. Io voglio risolvere i problemi e non alimentare polemiche, e quindi non voglio che ci sia dell'altro, ma penso, ribadisco, che lo affronteremo in modo costruttivo. Allora, per quanto riguarda invece le posizioni dell'opposizione, una farsa. Fedriga torna da Roma sconfitto su tutta la linea. Conti, non c'è più il presidente intoccabile e indiscutibile, i veri problemi restano: Pellegrino, salute, infrastrutture, scuole, ambiente e cultura, tutti temi trascurati. La Pellegrino sarà poi nostra ospite, per cui potremo poi parlare direttamente con lei. Già che ci siamo, allora, sulla crisi in regione, ieri c'è stato un indiretto faccia a faccia proprio a Sveglia Trieste fra l'assessore Roberti e il consigliere regionale del PD Cosolini. Ve lo facciamo vedere. Quella secondo noi è stata un'uscita inopportuna. È chiaro che questo ha scatenato tutta una serie di reazioni, tra cui quella che appunto ha portato a una crisi di maggioranza e la remissione delle deleghe degli assessori, tra cui anche le mie remissioni, che significa sostanzialmente dire al Presidente: guarda, è una situazione complicata, si è venuta a creare una situazione difficile, io ti consegno le deleghe, tu fanne quello che vuoi. Vuol dire: guarda, se tu hai bisogno per sistemare la situazione e continuare a governare al meglio, tenendo insieme una coalizione che fino ad oggi ha lavorato bene, il segnale che abbiamo voluto dare è quello: guarda che noi siamo disponibili, fai tutto quello che credi per sistemare le cose. Rimettere le deleghe nelle mani di Fedriga vuol dire che quegli assessori non hanno più le deleghe in questo momento. Dovremmo concludere che quegli assessori non hanno più titolo. In realtà questo istituto del rimettere le deleghe non esiste nelle norme, no? Ma allora questa è una sceneggiata tutta politica, tutta fatta evidentemente in base al tentativo di lanciare messaggi, ma nel fare queste sceneggiate si gioca con una cosa molto seria, che è l'istituzione e il funzionamento dell'istituzione. L'opposizione ovviamente fa il suo lavoro, è normale, sta nel gioco delle parti, secondo me lo fa nel modo sbagliato, in un modo eccessivo, ma vabbè, questo non sta a me giudicarlo, lo giudicano i cittadini. La messa a disposizione delle proprie deleghe è un'iniziativa di carattere politico. Perché loro vogliono sbaruffare per questioni di potere, lo facciano, no? Giudicheranno i cittadini. Perché se si restituiscono, se si rendono, non si è più abilitati a esercitare la funzione, oppure se si restituiscono l'assessore rimane a casa e aspetta di sapere cosa farà il presidente delle sue deleghe. Torniamo al piccolo, sempre per quanto riguarda la politica, via libera al ritorno, cioè, diciamo province. Ritorno più vicino, via libera atteso per martedì. Nel pomeriggio in Senato il voto sul DDL costituzionale che modifica lo statuto, poi i passaggi tecnici finali in seconda lettura alla Camera e a Palazzo Madama. Secondo Dreosto della Lega, l'iter si può completare tra la fine dell'anno e l'inizio del 2026, quindi insomma c'è ancora comunque del tempo. Andiamo invece alle pagine interne del Corriere della Sera. Qui c'è un problema che adesso
Eccolo qua. Allora, spari davanti al museo ebraico, uccisi 2 addetti all'ambasciata. Washington, dopo l'omicidio il killer ha gridato Palestina libera, Trump, questo antisemitismo deve finire. Erano anche fidanzati i due, come ricostruisce questo articolo del Corriere della Sera. Qui invece c'è anche la biografia dell'assassino, le origini a Chicago, la kefia e l'attivismo, così Elias è diventato un terrorista fai da te. Si chiama Elias Rodriguez, 31 anni, lavorava per un'organizzazione che si occupa di osteopatia. In una sorta di manifesto ha espresso la sua rabbia per le stragi di Gaza. Condanna unanime, ma Israele accusa. Il ministro degli esteri Saar attacca i paesi europei, incitamento all'odio antisemita. Parigi replica oltraggioso. Il ministro degli esteri Tajani, un fatto terribile che non aiuta gli sforzi di chi vuole arrivare al cessate il fuoco. Lo studioso Gilles Kepper, un accademico francese, politologo, tra i più importanti studiosi occidentali di islamismo ed arabismo, dice basta armi, ora è il tempo della democrazia. E però qui Gaza, stop alla trattativa sulla tregua. Israele ritira i soldati Israele ritira i suoi da Doha e parla del sostegno di Trump, designato un nuovo capo dello Shin Bet, che è il controspionaggio israeliano, se non mi sbaglio. Dalla fondazione unica ai contractor americani, il piano di Netanyahu per controllare gli aiuti, e poi c'è la scelta di escludere l'ONU dalla partita. Proseguiamo un attimo, poi interromperemo con un servizio. Allora, sempre per quanto riguarda il Medio Oriente, la possibilità di procedere con dei negoziati. Meloni, ho sentito ancora Trump, per i negoziati spunta anche la Svizzera, avviare un confronto serio, asse con Danimarca e altri paesi per premere sull'Unione Europea per quanto concerne i migranti. Allora, vediamo di leggere le varie posizioni. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto a Israele di fermare i raid contro i civili e ha criticato gli spari in presenza dei diplomatici a Jenin. Quello che sta facendo adesso a Gaza Netanyahu deve essere fermato, ha affermato il ministro della difesa Guido Crosetto in un'intervista al Corriere, e poi mercoledì alla Camera è stata approvata una risoluzione della maggioranza per chiedere un negoziato sulla soluzione dei due stati, Israele e Palestina. Sulla questione c'è da segnalare una sorta di lettera aperta che è stata presentata ieri al Circolo della Stampa. In questa lettera aperta si chiede il cessate il fuoco nella zona di Gaza, ma insomma è una lettera aperta il cui testo, diciamo così, è stato molto calibrato, anche perché poi c'è una mobilitazione pro Gaza che è in programma a Trieste martedì prossimo. Allora io direi che possiamo vedere questo servizio su questa mobilitazione pro Gaza che dà conto, se ci sono i vigili, regia, allora sentiamo i vigili così non li teniamo troppo tempo al telefono. Siamo collegati come sempre attorno a quest'ora con la sala operativa della polizia locale per i consueti, diciamo così, aggiornamenti per quanto riguarda la notte e le eventuali novità che potrebbero esserci nel corso della giornata. Siamo in collegamento con l'ispettore Gurtner, buongiorno. Buongiorno a lei Bosazzi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. La notte è trascorsa abbastanza tranquilla nonostante il tempo abbastanza inclemente con la pioggia battente per tutto l'arco della nottata. Abbiamo rilevato 2 incidenti, uno con feriti in Roma Val di Rivo e l'altro un tamponamento a 3 ma senza feriti qui in via Ippodromo, niente di particolare. Al momento traffico
è abbastanza scarso, in aumento rispetto all'orario di lavoro e di rientro verso città dall'altipiano, dalle località limitrofe. Non ci sono attualmente interventi particolari in giro. Ricordo i lavori di scavo all'uscita della grande viabilità Mollo Settimo, che potrebbero dare delle ripercussioni sull'uscita stessa sulla GVT. E per quanto riguarda la giornata, alle 19:45 c'è una processione in Piazzale Rosmini che percorrerà il tragitto Piazzale Rosmini Combi, Via De Amicis, Muzio e rientro in Piazzale Rosmini. Potrei salutare tutti e augurare una buona giornata nonostante il tempo. Grazie Ispettore Gurtner, ci sentiamo se non con lei, con i suoi colleghi alle 13:20. Se avete bisogno di comunicare qualche cosa siamo qua, speriamo di no perché dovrebbe essere qualche cosa certamente di non positivo. Grazie e buon lavoro. Saluti a tutti, salve. E allora adesso andiamo a vedere il servizio sulla mobilitazione pro Gaza. L'appuntamento è per martedì prossimo alle 18, il percorso compreso fra Piazza della Libertà e Piazza Verdi. In vista di esso, ancora una volta per sensibilizzare l'opinione pubblica in merito a quanto sta accadendo a Gaza, un gruppo di persone, fra cui anche il medico Nathan Levi, ha vergato un testo presentato quest'oggi al Circolo della Stampa. Nasce dall'angoscia, dalla volontà di non rassegnazione e di un gruppo di persone che ha chiesto a tante altre persone e hanno aderito mondo cattolico, mondo della cultura, mondo laico, sacerdoti, comunità estesi come persone, al di là delle loro qualifiche o di quello che fanno. Il testo dunque precisa a grandi linee che la condanna della politica del governo Netanyahu non può essere ritenuta manifestazione di antisemitismo. La lettera implora di fermare i massacri e le torture e di imporre un cessate il fuoco immediato, nonché l'invio di aiuti alimentari e sanitari. Infine condanna Hamas per le stragi del 7 ottobre, la sua ideologia e la gestione di Gaza e chiede la liberazione immediata degli ostaggi israeliani. Il testo si chiude rivendicando il diritto dei palestinesi di restare nelle loro terre e di avere un proprio Stato riconosciuto dall'ONU. È un testo che tiene conto delle diverse sensibilità, che va letto tutto assieme, perché se togli un pezzo o se aggiungi un pezzo diventi fazioso. La lettera è stata firmata da un gruppo di persone appartenenti alla società civile, al mondo della cultura e dell'insegnamento. A breve sarà possibile aggiungere anche altre firme online. In coda, già Luz ha inteso sottolineare un dato, una sensazione che forse non è esclusivamente collegata alla questione Gaza. C'è tanta gente che vuole andare in piazza, perché la piazza è agora, perché la piazza è forum, perché la piazza è la fonte, l'inizio della democrazia. Allora, ancora politica estera nelle pagine del Corriere della Sera. L'ambasciatore Martin Brienne, che è l'ambasciatore di Francia in Italia, Francia e Italia condividono l'85% di interessi e posizioni. Sarebbe curioso sapere come sono arrivati a questa percentuale. Poi c'è questo caso, cartello in vetrina a Milano, sionisti non benvenuti. Gli israeliani sionisti non sono benvenuti è la scritta in ebraico comparsa all'ingresso di una merceria in via Statuto a Milano sotto un cartello in cui si chiede lo stop della guerra tra Israele e Palestina. L'avevamo esposto una settimana fa dopo gli ultimi massacri, spiegano da dietro il bancone. Nei giorni scorsi sono iniziate le proteste, testimoniate anche da video in rete, e i titolari della bottega storica hanno tolto la targa. È stata un'interpretazione sbagliata, noi siamo per la pace, ho ricevuto telefonate e minacce velate mascherate da ironia. Del resto, quando si prendono decisioni così estreme e anche si dovrebbe mettere in conto che possano esserci anche delle reazioni. Ancora, la possibile mediazione del Vaticano, Mosca smentisce nessun accordo, l'indiscrezione del Wall Street Journal, Putin, fasce di sicurezza lungo la frontiera con l'Ucraina. Vediamo se ci sono ancora, continuiamo.
Nel parco dei patrioti Z, i nazionalisti antitregua, andiamo fino a Kiev. Putin ha sempre coccolato questo gruppo, però ora sono un problema. Altro argomento, lo riprendiamo più avanti, adesso passiamo al piccolo. Grandi opere, la stretta del Quirinale, non indebolire le norme antimafia. Mattarella, rilievi al Ministero delle Infrastrutture anche per il ponte di Messina, deciderà il Parlamento. Il vice premier Salvini, chiederemo massimo rigore e più potere per le verifiche. Stesso argomento, allora lo leggiamo dal piccolo. Svolta per le mamme arcobaleno, i bambini ora sono di tutte e due, un figlio nato con la procreazione assistita all'estero può essere riconosciuto da entrambe. Allora, qui c'è tutta una tabella su come i vari paesi europei hanno legiferato per quanto riguarda la procreazione assistita. Allora, Glenda e Isabella commosse, è una vittoria bellissima, sono le prime sposate mamme di una bambina di 3 anni e di un bimbo di 2 che festeggiano la sentenza della consulta. Attendiamo una novità analoga che riguarda anche i genitori uomini, dice Andrea Tamaro, ex presidente di Arcigay Arcobaleno di Trieste. La gioia di Sara e Paola, qui siamo in Friuli Venezia Giulia, sapevamo di essere dalla parte giusta, non si torna indietro. La pronuncia per quanto riguarda la nostra regione riguarda 30 coppie, rete Langford e famiglia Arcobaleno, superati anni di discriminazione. E poi c'è anche un pronunciamento, insomma si avanza anche la possibilità che cose del genere, adesso detta così mi rendo conto che è troppo generale, possano essere estese anche alle single. Corriere della Sera, famiglia Arcobaleno, la consulta a riconoscere le 2 mamme, la Corte sì all'iscrizione all'anagrafe di entrambe, Roccella, il Ministro della Famiglia, ignorati i fondamenti biologici. Schlein e i democratici, un colpo duro a tutti quelli che hanno fatto della discriminazione una bandiera, la tutela del minore, dice l'avvocato Carlo Rimini, è il faro delle toghe, e qui anche c'è una storia, nessuno potrà dirmi che Giulia e Pietro non sono i miei figli, non ho più paura e non sarò costretta ad adottarli. Vediamo se anche ecco sì. Secondo Maria Stella Gelmini di Noi Moderati, il passo è sbagliato, per i bambini è un diritto avere un papà, e poi dice si apre la strada alla GPA che chiedo scusa anche per la mia ignoranza, non ho idea di che cosa sia. Avanti, e qui c'è l'altro, insomma, sempre per quanto riguarda, torniamo a parlare di Stati Uniti, la vendetta di Trump su Harvard, stop agli studenti internazionali. La ministra della sicurezza, che è un falco, ambiente pro-terrorismo. Secondo l'università l'azione sarebbe illegale. Una cronaca, un aereo è precipitato sulle case a San Diego, ci sono morti e feriti. E adesso vediamo, sempre per quanto riguarda Trump, Donald e la criptocena, l'asta milionaria per un posto a tavola, conflitto di interessi, la foto sui social che vede l'incontro di Trump con uno dei fratelli del Papa, veterano della Marina, il fratello maggiore di Leone XIV è un sostenitore del Presidente. Andiamo avanti, vediamo. E qui così chiudiamo questa prima parte. Federica da Meloni, superare la crisi, le tensioni sul terzo mandato, accordo sulle liste d'attesa, Salvini se sui limiti ai governatori c'è l'intesa bene, se no
Amen. E adesso possiamo allora andare in pubblicità, poi torniamo sempre assieme e continueremo la lettura del Piccolo e del Corriere della Sera. Allora, continuiamo la lettura del Piccolo e del Corriere della Sera. Vi ricordo che gli ospiti che saranno con noi saranno appunto Maurizio Bucci e poi Serena Pellegrino. 040 977 8910 svegliatrieste@tele4.it sono, diciamo, il numero di telefono e la mail ai quali potete o telefonare o scrivere per comunicare con noi. Potete farlo quando lo vogliate. Allora, ancora attentato negli Stati Uniti, uccisi 2 diplomatici israeliani, e poi qui c'è il Piccolo dà conto della reazione di Netanyahu, che dice: spara zero sull'Europa, leader occidentali irresponsabili. Il Premier punta il dito contro Parigi, Londra e Ottawa. Per il ministro della diaspora incitano all'odio. La risposta francese sono dichiarazioni oltraggiose e ingiustificate. C'è anche un'allerta sicurezza in tutti i siti ebraici per il rischio di emulazione. Basta massacri e torture a Gaza, appello e manifestazione a Trieste. E poi ci sono stati ieri i funerali di Nino Benvenuti a Roma, campione e grande uomo. La Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo gremita per i funerali, accanto ai big di sport e politica, tanti conterranei istriani e dalmati. Sentiamo nel prossimo servizio quello che l'assessore alla cultura Giorgio Rossi ci ha detto ancora su Benvenuti. A livello mondiale, va bene, per tutti quelli che sono gli sportivi che ci hanno onorato di risultati eccezionali, Nino si intesta a tutti. L'assessore comunale alla cultura Giorgio Rossi, nel giorno dei funerali del campione di box, riassume a ragion veduta un sentimento che tutti i triestini stanno ancora provando nei confronti di Nino Benvenuti, sotto certi aspetti, soprattutto per quel che riguarda l'uomo, prima ancora che nei confronti dell'atleta. Non fosse altro per il fatto che Benvenuti, folgorante in soglio, si parva licet, i mezzi di comunicazione di massa appena cominciavano ad affermarsi come tali. Eravamo tutti attaccati alla radio quando lui ha fatto gli scontri con Griffith. L'uomo, si diceva, Rossi lo separa dal campione e si spinge più in là, riconoscendo che, come accade per tutti noi, il privato è fatto di alti e bassi, ma l'assessore lo sottolinea, un paio di episodi della vita pubblica di Benvenuti, chiuso ormai la carriera, lo consegna definitivamente ad una statura di persona decisamente da ammirare. Ma con gli altri hai il termometro di quella che è la tua capacità di relazionare. Lui era uno che ha relazionato con tutti. Si pensi che ha relazionato sia con Griffith, ad esempio, con cui ha vinto, eccetera, che è diventata un'altra amicizia, ma un altro che è andato a portare la bara di Monzon, che, parliamoci chiaro, in Triestino l'aveva menato e duramente, no? Ecco, questo vuol dire essere uomini, cioè capire che al di là dei fatti dello sport, qualsiasi cosa, ma soprattutto la sconfitta, no? Ti fa meditare, capire che sei un essere fragile e in questo contesto sei un uomo con la U maiuscola. Sempre dal Piccolo siamo alla cronaca. Turetta chiede lo sconto di pena, la difesa impugna la sentenza, dopo la procura anche l'avvocato del giovane mira al secondo grado, obiettivo le attenuanti generiche. Caso l'inchiesta sul delitto di Garlasco, 6 impronte sul muro vicino a Chiara, in totale sono 11 quelle senza identità trovate nella casa. Continuano le indagini sul nuovo sospettato Sempio. Le tracce palmari saranno sottoposte ad ulteriori verifiche tecnologiche, si indaga sull'amico del fratello della ragazza. C'è una riflessione, dice, quando la giustizia sembra senza tempo, ma alla fine conta che ci aiuti a capire. Un caso riaperto dopo 18 anni dimostra quanto la realtà sia complessa, faremmo volentieri a meno di indagini superficiali e grossolane.
Allora, andiamo al Corriere, vediamo se siamo arrivati anche alla pagina. No, Genova, la partita finale, duello a distanza tra i leader, Salvini con Picciocchi, Schlein e Salis in periferia, la Premier, loro mettono insieme tutto, il contrario di tutto, la leader PD, mettiamo al centro lo sguardo di chi fa più fatica, credo sia, si parli delle elezioni al Comune di Genova. Allora, anche qua, Ponte sullo Stretto, i rilievi del Colle, la Lega deciderà il Parlamento, il nodo dei controlli antimafia, la norma tornerà in sede di conversione del decreto. Volevo vedere, ecco qua, eccoci qua. Allora adesso siamo anche per quanto riguarda il Corriere della Sera alle pagine di cronaca, la PlayStation, il PC di Chiara, le impronte, il faro sui movimenti di Sempio a casa Poggi, Garlasco, il nodo della traccia vicino al cadavere sulle scale della cantina, il 37enne andavo in tutte le stanze. Nel 2017 diceva di frequentare il salotto e la camera della vittima al primo piano. Dall'avvocata al frate, il gruppo degli amici tornati nell'inchiesta a 18 anni dal delitto. Il fratello della vittima vive a Mestre, Taccia è l'avvocata anche di Sempio e ne era anche amica. E qui c'è una foto che vede Marco Poggi, Andrea Sempio e appunto Angela Taccia. Poi c'è anche questo Alessandro Biasibetti, che è ex fidanzato di Taccia, che è frate domenicano. Insomma, quindi tutto torna alla ribalta. L'anniversario da Capaci a Via D'Amelio, Falcone e Borsellino, i conti ancora aperti, a 33 anni dalle stragi e il rischio di nuovi veleni. È una ricostruzione di Giovanni Bianconi. Allora, il giallo di Denisa, l'amica rapita da connazionali, indagata la madre, Napoli tentato femminicidio, donna spara in auto alla compagna, poi si suicida, gravissima la 31enne. Cecchettin, il ricorso di Turetta, Baesian, un indagato per il sub che è morto durante le operazioni di recupero dell'imbarcazione, Vinti 35 milioni al Super Enalotto, insomma tanti auguri. Allora, il prof e l'ex deputato studente mi ha insultato in Ateneo, ma non facciamone un mostro. Il docente la sfuriata di Iovino, ex Movimento 5 Stelle, l'università prepara una sanzione. Allora, dunque, Gennaro Avalone è professore associato al Dipartimento di Studi Politici e Sociali dell'Università di Salerno, dove insegna sociologia e politiche per il territorio. Il 19 maggio è stato aggredito verbalmente all'interno del campus. Luigi Iovino, a questo punto credo, ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, lo studente dell'Università di Salerno, che nei corridoi della facoltà di sociologia ha risposto a muso duro al professore che aveva chiesto un po' di silenzio. La Bocconi intitola un edificio a Del Vecchio, il rettore, invito alle nuove generazioni, il messaggio di Mattarella e la lettera di Armani. Giorgio Armani con l'alta moda viaggio, sogno, volo, 20 anni della collezione privé raccontati con 150 abiti. Da bambino il mio divertimento era giocare dentro le necropoli mentre Sorrentino ci sposava, a me e Gianluca viene da ridere. Massimo Osanna credo sia il sovrintendente di Pompei, adesso via le barriere dai musei. A Pompei ho trascorso 7 anni meravigliosi. Massimo Osanna è professore ordinario di archeologia classica all'Università di Napoli ed è direttore generale dei musei presso il Ministero della Cultura. Ha diretto la soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia tra il 2014 e il 2020. E nel 2022 a Capri si è unito civilmente con l'imprenditore Gianluca De Marchi.
Giro d'Italia, facciamo così anche il paio con il super inserto del Corriere della Sera che arriva subito dopo la pagina di Economia e ci porta direttamente alla pagina di cronaca di Trieste. Cirque du Soleil in scena al Silos, si spiana l'area per lo spettacolo. Ce ne siamo occupati anche noi ieri, adesso vi facciamo vedere il tutto. Alle spalle mie e del presidente del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Francesco Grambassi, l'area dove il 7 di giugno inizieranno i lavori per il posizionamento degli chapiteaux di Cirque du Soleil. Ci siamo? Il 7 giugno verrà issato lo chapiteau, sarà un evento nell'evento chiaramente, parliamo di un tendone di 55 metri di diametro, di quasi 20 metri d'altezza. In questo momento stiamo preparando l'area, un'area che ci è stata concessa da Coppa Alleanza 3.0 in accordo anche con il futuro acquirente dell'area, un'area sulla quale stiamo lavorando ormai da più di un mese per metterla in piano e sarà così un prologo, quello del 7 di giugno, al grandissimo evento di apertura che sarà quello del 13 di giugno. È già possibile dire quante persone saranno a vario titolo coinvolte nello spettacolo? Certamente, allora ci sarà un numero di lavoratori variabile già da adesso, tra le 40 e le 300 persone nei momenti di picco. Un dato che posso dare in maniera molto serena è che soltanto la permanenza dei lavoratori del cirque, quindi le maestranze tecnici, soltanto maestranze tecniche e artistiche di cirque porteranno un valore aggiunto sul territorio di più di 600.000 euro. Ecco, questo per dare l'idea della dimensione e del numero di persone coinvolte. Continuiamo la lettura del piccolo, collegamenti via mare Trieste e Muggia, dal 14 giugno arrivano le corse serali. Ce ne siamo occupati anche noi, sì, ieri, quindi facciamo vedere anche in questo caso il servizio. Beh, devo dire un'enorme soddisfazione perché oltre al proficuo lavoro di squadra, perché ci siamo messi tutti veramente d'impegno, c'è una richiesta che dura da anni per quanto riguarda il prolungamento di queste corse, di questo servizio, che darà un'opportunità per vedere Muggia, per conoscere Muggia anche nelle ore serali. Una novità per l'estate attesa da anni è il potenziamento del servizio marittimo tra Trieste e Muggia con nuove corse anche in orario serale che saranno in vigore dal 14 giugno al 14 settembre e con la recente introduzione della nuova imbarcazione del Delfino Verde. Sono molto soddisfatto perché finalmente siamo riusciti a rispondere a una domanda che il Comune di Muggia ci chiede da molto tempo, quindi io ringrazio il Sindaco Polidori e il Vice Sindaco del Conte per questa loro richiesta. Finalmente riusciamo a offrire ai cittadini di Muggia, ma tutti i triestini, tutti i turisti, un servizio anche serale per Muggia, quindi abbiamo un servizio nuovo e importante che aiuterà il turismo, ma aiuterà anche poi i commercianti, i ristoratori della riviera muggesana per un servizio veramente molto richiesto e molto importante. 3 collegamenti in più alla sera da e per Trieste nei giorni festivi, 2 in quelli feriali, l'ultimo partirà da Muggia alle 22:50, un collegamento sempre più richiesto sia dai turisti che dai triestini e i muggesani che scelgono la via del mare in alternativa all'automobile. Dare un'opportunità per esempio per venire a mangiare nei ristoranti di Muggia e tornare indietro con tutta calma e con tutta tranquillità e tornare a Trieste quindi magari avendo bevuto anche un bicchiere di vino, ecco, senza problemi, ma questo è veramente un servizio che secondo me darà anche dei bellissimi risultati. Allora, nuovo comitato scientifico, le nomine per Miramare. Il comitato è stato indicato dal Ministero della Cultura, dal Consiglio Superiore Beni Culturali e Paesaggistici, dalla Regione e dal Comune. Le scelte sono ricadute su Nicola Bressi, riconfermato dal Comune, Marco Francesco Carminati, storico dell'arte e giornalista, indicato dal Consiglio Superiore dei Beni Culturali, Vania Granzinig, conservatore dei Musei Civici di Udine, indicata dalla Regione, e infine Stefano Pilotto, membro della MIB School di Trieste e indicato dal Ministero. Rimarranno in carica 5 anni, è stata a presiedere il comitato è la direttrice del museo Andreina Contessa,
però la permanenza nel comitato scientifico della contessa terminerà con lo scadere dell'incarico dirigenziale, cioè a luglio, quando terminerà il mandato quinquennale della dottoressa contessa, e poi bisognerà vedere chi verrà scelto per guidare Miramare. E insomma non è un mistero che si è tutti dispiaciuti del fatto che la dottoressa contessa non possa rimanere, ma insomma questi sono altri problemi, insomma. Volevo andare alla pagina di cultura del Corriere della Sera. Il boomerang colpisce l'intelligenza artificiale. C'è un testo di Paolo Giordano che è una riflessione su mente e tecnica, ma che è troppo lungo da riassumere. Ed eccoci al Festival di Cannes. Il film Testa o Croce, ambientato a fine Ottocento, ribalta un genere cinematografico, il west dell'antieroe Borghi. Interpreta un maschio tonto, lontano dai mitici cowboy. Sul set non so nemmeno sparare, la star è una donna, quindi niente di tale. I fratelli Dardenne al festival, il nostro sguardo sugli ultimi. Credo che non ci siano grosse novità, del resto è un come si dice, è un festival in tono minore. C'è un'intervista con Antonio Latella che dirige chiedo scusa, Morte accidentale di un anarchico. Così Dario Fo mi bocciò al provino. Andiamo a questo punto allo sport. La notte dello scudetto. Non capisco perché dice giocano stasera, non lo so francamente. Allora, le combinazioni e ipotesi spareggio, questa è curiosa. Allora, oggi alle 20:45 gli azzurri riceveranno il Cagliari, i nerazzurri affronteranno il Como in trasferta. Quindi si gioca oggi. Allora, Napoli 79 punti, campione se vince o se fa lo stesso risultato dell'Inter. Inter campione se vince e il Napoli perde o pareggia. In caso di arrivo a pari punti di Napoli ed Inter, i campani perdono e i lombardi fanno un punto, lo spareggio sarebbe lunedì 26 maggio e credo che sarebbe una novità quantomeno in tempi recenti. Vediamo di che cosa. Mauro Corona si moltiplica, scrive Aldo Grasso, sintomi di un'ebbrezza televisiva. Sul Mauro Corona televisivo ho già detto tutto quello che mi sentivo di dire, aggiungere altro è moralismo. Però il suo è davvero un caso interessante per chi si occupa di media. Lo abbiamo conosciuto come scrittore con una sua aura di uomo dei boschi, il passo lento di chi conosce i tempi della natura, madre e matrigna, il flusso dei ricordi amari. Poi sono iniziate le sue partecipazioni settimanali al programma di Bianca Berlinguer e da quel momento si è messa in moto una trasformazione. Si potrebbe discutere a lungo se questa trasfigurazione sia stata più utile al cinismo di Berlinguer, ne sono convinto, o alla metamorfosi di Corona, ma non è questo il sentiero che intendo percorrere. Corona non è un orso delle montagne come vuol farsi credere, frequenta i grandi editori, ha un agente, gestisce un sito internet, insomma da sempre coltiva la sua immagine, ma quella televisiva è governabile? Certe sere ho trepidato per lui, temevo il peggio. Poi l'ho visto ospite di Silvia Toffanine, dove ha ceduto alla confessione ma anche sapiente promozione, perché è in uscita un documentario sulla sua vita, Mauro Corona, La mia vita finché capita, dove vengono raccontate la gioventù ribelle, il rapporto con i genitori, eccetera. In psicologia si parla di sindrome del protagonista, si manifesta quando desideriamo apparire diversi da ciò che siamo. Più uno si racconta, più veste i panni di un altro da sé, come se la TV, Corona cita spesso Pessoa, lo avesse spersonalizzato, dissociato, moltiplicato nelle sue controfigure. Allora,
ci abbiamo verso la chiusura anche di questa parte di Trieste in diretta. Io direi che possiamo andare insieme a Bernardo Gulotta nei giardini di Trieste. Non c'è soltanto Bernardo Gulotta, c'è anche il cane che la polizia locale ha a disposizione, il cane che si chiama Conan, è un pastore belga malinois in servizio appunto alla polizia locale di Trieste. Sono una decina gli episodi di rintraccio di sostanze stupefacenti trovate occultate in alcuni parchi della città grazie a fiuto di Conan, l'unità cinofila in dotazione alla polizia locale di Trieste. Il servizio operativo da 3 settimane ha iniziato a produrre i primi effetti, non solo quello di deterrenza alla vista del cane, ma soprattutto quello di un lavoro di controllo del territorio che sia per la verifica su persone che per il ritrovamento di involucri nascosti nei giardini avvalora la decisione presa dal municipio nell'investire su un'unità fino ad oggi assente. Sono state 3 settimane in cui il cane ha fatto tantissime uscite, ricordo che è aggregato al nucleo interventi speciali che si occupa proprio di contrasto al degrado urbano, ma è a disposizione di tutto il corpo di polizia locale della nostra città, e le uscite sono state concentrate sulle aree verdi e sui giardini, in alcuni casi sono state anche molto fruttuose e ci sono delle indagini in corso. Ho avuto modo di conoscere numerose aree verdi di Trieste, numerosi parchi, numerose zone scorci anche bellissimi della città, nei quali la presenza di Conan e del suo fiuto, che è per noi il talento che ci aiuta, abbiamo dato un primo segnale di presenza alla cittadinanza che ce l'ha riconosciuto. Infatti spesso vengo fermato perché è una novità e mi sembra ben accettata. Trieste così svela il suo lato nascosto, molte volte raccontato nelle cronache quotidiane, in questo caso è reso evidente dal setaccio urbano operato dal corpo municipale anche grazie al pastore belga malinois. Alessandro, l'agente che conduce e cura il cane, ha anche raccontato gli aspetti relativi all'addestramento. Lui ha fatto una formazione sulle sostanze, è un cane da ricerca, abbiamo fatto un periodo a Padova presso la Global K9, è in servizio da 8 anni con l'amministrazione di San Michele Tagliamento che mi ha dato questa possibilità, e per me ulteriore possibilità è stata accolta dall'amministrazione di Trieste, che ringrazio per la fiducia riposta nel binomio cane e conduttore, in quanto senza legame, senza affiatamento tra il mio collega a 4 zampe non ci sarebbero risultati. Allora, azzannato dai suoi cani, Muggesano in ospedale. Mercoledì sera l'uomo aveva tentato di sedare la zuffa tra i 2 animali. Vediamo anche in questo caso il servizio che ieri abbiamo dedicato a questo fatto di cronaca. Un orecchio quasi completamente reciso e il volto ferito dai ripetuti morsi dei suoi cani. È la drammatica scena a cui si sono trovati di fronte gli operatori del 118 e i carabinieri del nucleo operativo radiomobile intervenuti nella tarda serata di ieri in via dei Pianezzi a Muggia. La segnalazione agli uomini dell'Arma è arrivata dal vicino di casa che, sentito il parapiglia e le urla, ha notato l'uomo sanguinante a terra nel box adibito ai 4 zampe, nello specifico 3 Amstaff e un Malinois. Stando a quanto poi ricostruito, il 46enne avrebbe tentato di sedare una lite tra 2 degli animali, venendo poi a sua volta aggredito ed azzannato. I sanitari hanno constatato sul posto come il padiglione auricolare destro era quasi completamente reciso e si sono prodigati per tamponare immediatamente la copiosa perdita di sangue e medicare le altre ferite al volto. L'uomo è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale di Cattinara, non è in pericolo di vita, ma si trova ancora in ospedale con lo staff medico che valuta l'evoluzione delle gravi ferite. Sulla vicenda i carabinieri hanno inviato un'informativa in procura che dovrà decidere sul da farsi. Temporaneamente gli animali sono stati affidati al fratello della vittima dell'aggressione, che li mantiene in un'area chiusa e protetta. Allora, vi ricordo che oggi ricorre la festa della Madonna del Mare. Nella chiesa di Piazzale Rosmini si svolgeranno i riti, alle 18 la benedizione dei bambini, alle 18:30 la messa presieduta dal Vescovo Trevisi, poi la processione e anche la festa in oratorio. E credo che abbiamo chiuso anche per quanto riguarda il piccolo la lettura dei appunto la lettura c'è il basket. Chiedo scusa, un tempo non basta, poi Marco Stabile si occuperà della partita con un servizio nel telegiornale. La squadra di Cristian va avanti con una partenza a razzo e va anche sul +16, poi subisce la rimonta di Brescia e perde gara 3. Ora tutto per tutto a Valmaura.
credo sabato se non mi sbaglio. Andiamo ancora avanti, chiudiamo poi la pagina sportiva. Napoli-Inter, duello a distanza per prendersi lo scudetto questa sera. Sinner a Parigi, tabellone difficile, Berrettini da forfait, la Paolini nei quarti potrebbe incrociare Swiatek e in semifinale la numero 1 Sabalenka. Abbiamo già fatto tutto. Abbiamo finito. Allora, adesso andiamo in pubblicità e poi già nei nostri studi Maurizio Bucci, che è il primo dei nostri due ospiti. Ci vediamo fra un po', rimanete con noi, siamo qua. Allora, bentornati a Sveglia Trieste, bentornato nei nostri studi a Maurizio Bucci, già assessore, l'uomo delle crociere, si dice, ma su questo magari poi anche amplieremo. 040 977 8910 è il numero di telefono per intervenire, svegliatrieste@tele4.it. Allora, partiamo da ieri, appunto, abbiamo fatto vedere prima, è stato presentato questo potenziamento della linea marittima che collega Trieste e Muggia. È un ulteriore potenziamento perché da qualche tempo a questa parte molto si guarda anche a questo tipo di trasporto pubblico locale, perché di questo si tratta, anche, magari non in questo caso, come posso dire, anche guardando a Barcola per quanto riguarda Trieste, perché si dice se si incentiva il più possibile il trasporto via mare si alleggerisce quello che si può, l'utilizzo delle auto, eccetera. Beata l'ora, arriviamo troppo tardi, come siamo una città di mare ed essendo una città di mare dobbiamo utilizzarlo, sfruttarlo e trarne i benefici. I benefici sono di vario genere, poi ne parleremo sulla crocieristica che portano soldi in città, ma deve diventare anche un servizio per la città, quindi il trasporto pubblico sul mare è una cosa che andava sin dai tempi che fu per dare un servizio, diciamo, efficiente. Chiaramente nel periodo primavera-autunno, no? Perché d'inverno, nonostante che il Delfino Verde faccia una linea costante su Muggia, è chiaro che la frequenza sul trasporto è relativa, perché sa quando qualcuno può soffrire anche mal di mare, ecco. Mentre primavera e estate diventa anche una bella gita, non solo un trasporto necessario per andare agli stabilimenti, vedesi Barcola piuttosto che Muggia, ecco, andrebbe implementata anche una toccata a Porto San Rocco. Porto San Rocco è una bella realtà, adesso ci sono dei ristoranti, c'è la pizzeria, quindi magari uno da Trieste monta sul Delfino Verde e dice ma andiamo a mangiarsi un gelato a Porto San Rocco, ti fai la gita in barca, vai a cena e torni a casa, quindi il servizio sul mare deve essere fatto, deve essere implementato. Certo ha dei costi, ovviamente, come del resto il trasporto pubblico degli autobus. Gli autobus, noi abbiamo uno tra i migliori servizi di trasporto pubblico locale in città e lo stesso deve essere fatto sul mare. Allora, la questione invece Barcola come la vede? Beh, Barcola, la mia era una vecchia idea. Barcola andava interrata nel senso, non capiamoci, ovvero l'allargamento della linea di costa, cioè fermarsi ai topolini, perché per l'amor di Dio i topolini non si toccano, i topolini sono un'istituzione della città, però il prolungamento della pineta fino ai topolini era una cosa che andava fatta perché lì riuscivi a creare dei stabilimenti a mare di un certo tipo, a pagamento per l'amor di Dio, però con dei servizi, con i ristoranti, le gelaterie, una bella passeggiata a mare, cioè una struttura che la città si merita. Noi purtroppo non abbiamo stabilimenti, ci sono pochissimi, la gente si assiepa sugli scogli, chi arriva da fuori città che non conosce Trieste dicono ma questi sono matti, questi qua prendono il sole in strada, no? Ma per noi è una cosa carina, però visto che il golfo è enorme,
prendere spazio dal mare sarebbe stata una bella idea, però ormai insomma, non c'è il coraggio politico per fare questo tipo di iniziativa. Poi le chiedo un'altra cosa anche su questo. C'è intanto una prima telefonata e abbiamo anche delle mail. Sentiamo chi ha il telefono. Buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Buongiorno. Daniela. Buongiorno. Io chiamo per fare una segnalazione. Ok. Praticamente l'anno scorso voi eravate già qua in via Puschi a fare un servizio perché noi paghiamo 3 volte all'anno lo sfalcio dell'erba e il primo periodo dal 15 aprile al 15 maggio e qua non si vede nessuno. Abbiamo fatto varie segnalazioni all'Ater perché noi siamo case comunali gestite dall'Ater. Io ho parlato, guardi, con mezzo mondo, nessuno mi sa rispondere, nessuno sa dirmi di che ditta si occupa dello sfalcio. Noi praticamente qua siamo con l'erba alta come l'anno scorso fino alle ginocchia, pieno di spighe che chi ha cani sa che quello è problemi un possono problema provocare. grosso. Infatti la mia se ne è presa uno, ho speso 400 euro del veterinario, ma purtroppo quando la porto giù io la controllo, ma può succedere. Adesso io volevo chiedere a voi, se qualcuno è in ascolto, a chi devo rivolgermi? Perché non è possibile che noi lo sfalcio comunque poi nelle spese ce l'abbiamo e loro non passano a tagliare l'erba? Cioè, sinceramente, guardi, è uno schifo. Che poi tra l'altro, tra l'erba alta, l'altro giorno ho visto parecchi topi, chiamo topi per non dire pantegane, e ho chiamato anche per questo l'ATER e loro mi hanno detto che non loro, devo fare appena un documento e metterlo per tutti i condomini della casa dal 13 al 17 e poi casomai provvederanno. Ma le sembra normale una cosa del genere? Se io dico e varie persone chiamano e dicono che ci sono i topi, loro devono intervenire, anche perché noi, mi scusi, anche se una casa è installata paghiamo più di 100 euro di spese condominiali. Mi sembra un po' assurdo che nessuno sappia rispondermi dove devo rivolgermi. Cioè, chiedo a voi se qualcuno è in ascolto, Ok. se sa dirmi qualche Sentiamo notizia. se- La ringrazio, buongiorno. La zona di via Puschi è intorno a via Flavia, insomma, tanto per dare un'idea. Come si può... Io credo che l'Ater debba avere un punto di riferimento per gli inquilini. Il fatto che non risponda, questo sicuramente non va bene. Il Comune a suo tempo aveva fatto una scelta operativa nel cedere la gestione immobiliare delle proprietà del Comune all'Ater, anche perché è una struttura sicuramente organizzata, sicuramente meglio rispetto alla pubblica amministrazione. Spiace che non diano risposte, forse magari fate una raccolta di firme tra condomini, tra inquilini, e trasmettete, glielo consegnate formalmente all'Ater chiedendo l'intervento. Io non credo che questo rimanga sul tavolo. Probabilmente avranno dei contratti d'appalto per tutta la gestione complessiva delle proprietà e ci sono delle tempistiche che non collimano con l'esigenza degli abitanti, però bisogna, come in tutti i casi, far pressioni, rompere le scatole e cercare di ottenere il risultato. non so se la signora forse non ha, non so, anche rivolgersi forse alla circoscrizione, ma anche... Però quella è più una roba che sembra effettivamente... Ma chiedere aiuto a mezzo mail, ad esempio l'URP del Comune, seppure il Comune non gestisce più l'immobiliare, però il Comune può dare un aiuto. L'URP è un'organizzazione del Comune, attraverso le mail, rispondono sempre, sono molto, molto attivi, quindi chiedere aiuto a loro dicendo per favore, attraverso, essendo noi inquilini comunque di proprietà del Comune, ma gestiti, vi chiediamo attraverso voi l'intervento. Io credo che questo lo faranno. Allora, cosa intende fare la politica locale per contrastare il problema dei prezzi esorbitanti degli immobili e degli affitti? In un paese civile avere un tetto sopra la testa è un diritto, mi permetto di dare un consiglio, si inizia a pensare ad un serio piano di edilizia popolare, magari cambiando i criteri di assegnazione degli alloggi, Ater invece di lasciarli vuoti. Allora, Sono due problemi. Sì, sono due problemi. Allora, purtroppo vige la legge del mercato. Questo vale non solamente per la città di Trieste, non solamente per l'Italia, ma lo vale per tutto il mondo. I prezzi lo fanno il mercato. Una pubblica amministrazione come può incidere nella calmierazione dei prezzi? Impossibile. Il fatto che ci sia un innalzamento dei prezzi degli appartamenti e conseguentemente anche degli affitti, io sono abituato a ragionare in termini positivi. È una positività, una cosa, vuol dire che l'economia gira.
vuol dire che la città di Trieste nel nostro caso si sta rialzando. Certo che poi ci sono delle controindicazioni, perché chi vuole abitare in centro, oggi i prezzi in centro sono sensibilmente più elevati. Noi fino a poco tempo fa la città di Trieste era un'isola felice, cioè i prezzi rispetto alle altre città erano veramente molto Può bassi. dipendere dal progressivo, come dire, dal fatto che Trieste sta diventando città turistica, cioè quello è un problema che viene segnalato in altre città, tipo Napoli per dire la verità, ha questo problema. Napoli, diciamo un po' prima di Trieste, sta diventando una città turistica e quindi c'è questo problema che viene segnalato. Può essere questo o... Allora, quando si parla di Trieste turistica a me fa immenso piacere. Ricordo che nel lontano ormai 2001, primo mandato di Piazza, sono stato il primo assessore conformale del turismo. Per mia scelta, per mia volontà, seppur senza portafoglio, quindi senza disponibilità economica per l'attività. Quella volta mi ridacchiavano quando parlavo di turismo in città. Ricordo ancora Illy che accendeva la fiaccola della Ferriera, perché era quello lo sviluppo economico industriale della città. Quando si parlava di turismo tutti ridacchiavano, dicevano non esiste, la città non può essere turistica eccetera. Adesso tutti quanti dicono Trieste è città turistica, ben venga. È chiaro, il turismo sicuramente implementa questo, chiamiamolo, problema, però quanti soldi porta? Allora, cominciamo a ragionare in termini. A Milano quanto costa abitare in centro? Una follia. A Roma quanto costa? Paragonare Trieste a Milano, stiamo parlando 1 a 100 ovviamente. Allora, la pubblica amministrazione come può calmierare questo? Impossibile, va accettata. Creare l'edilizia popolare, l'Ater di Trieste è una realtà ben strutturata. Soprattutto recentemente hanno fatto delle operazioni di riqualificazione dei servizi per il cittadino, cioè non possiamo lamentarci. Il fatto di costruire nuove case, abbiamo lo spazio? Dove? Sicuramente non in centro. No, si possono riqualificare degli immobili, però gli immobili hanno delle dimensioni contenute, quindi non risolveremo il problema se andiamo a riqualificare 100 appartamenti, che sarebbero già tantissimi 100 appartamenti da riqualificare in centro, ma non risolvono il problema della calmierazione dei prezzi, quindi non c'è soluzione, va accettata la cosa e chiaramente bisogna fare delle scelte. Uno che non ha la disponibilità economica deve uso un termine un po' forte, pretendere di andare ad abitare in Corsa Italia. Corsa Italia costa, quindi si va nelle periferie, semiperiferie, ancora nelle periferie i prezzi sono ancora accettabili. Allora, sono lieto di rivedere il signor Bucci, il miglior politico di Trieste, spero vivamente che sia lui il prossimo sindaco. Sì, De Mumian. Grazie, gentilissima. Poi le racconto una cosa. Dunque, allora, la signora che ha chiamato prima dice il Comune ha già parlato con il Comune ma ha rimandato all'Ater, che mi hanno risposto ma non sanno dire se verranno né quando. Poi dopo c'è questo invece, perché non si mettono i parcheggi a pagamento anche a Barcola in modo di dare la possibilità a tutti di posteggiare e non solo a chi arriva primo al mattino e si appropria poi del suolo pubblico. E qua Dio, questa è una scelta coraggiosa politica. Toccare Barcola, toccare i Topolini e fare la guerra sociale è una scelta politica. Indubbiamente il parcheggio a pagamento sicuramente crea rotazione, crea maggiore disponibilità, ma crea anche tanti malumori. Nel ragionamento che facevo in apertura della trasmissione, cioè l'interramento della linea di costa, nell'interramento, nella mia idea, era quella della costruzione di 2 contenitori, prima, cioè a filostrada, 2 contenitori a doppio piano, in modo che le macchine andassero a parcheggiare dentro e poi passeggiata, cioè, ristoranti, gelaterie e poi stabilimenti a mare, perché lo spazio c'è. Questo indubbiamente andrebbe ad aiutare la disponibilità di spazi. Purtroppo è tutto quello che è. Sono scelte politiche che a chi spetta, se ha il coraggio di farlo, potrebbe essere sicuramente un'idea. Già che ci sono, allora le faccio questa domanda. No, c'è una telefonata, io lascio sempre spazio a chi chiama. Buongiorno. Buongiorno a lei, sono Elisabetta, volevo, se possibile, intervenire. Prego. Proprio sul fatto dei prezzi degli appartamenti. Allora, io intanto per carità, ma i politici hanno una visuale
e la realtà un po' sua, e questo è sempre così. E l'Italia parla che magari uno che non ha tanta paga, che comunque è normale, oggi come oggi, che non può pretendere di andare a abitare in città. Ma guardi che si faccia un po' la cultura su questo, non si trova niente, neanche in periferia. E lo sa perché? Perché una delle colpe c'è proprio il turismo. Tutti hanno bed and breakfast, mettono tutti su i bed and breakfast. E questo con contratti strani dovrebbero limitare i bed and breakfast o diciamo rivedere tutta la situazione, perché chiaramente un appartamento guadagna di più con bed and breakfast. Facendo così però non si affittano più appartamenti, non abbiamo un problema, non si può pensare solo a un'ottica turistica, che poi gli dirò chi guadagna al ristorante, chi lavora al ristorante, così, perché tante volte non vengono nemmeno pagati. Chi guadagna su sta roba qua? È molto bello da vedere, è il salotto buono, però in realtà la gente che ci vive ha grossi problemi. Ok. La ringrazio. Grazie signora, grazie signora. Il discorso fatto prima, libero mercato, il fatto della proliferazione della casa vacanze, il short rent come si chiama, quindi il bed and breakfast, è un'opportunità che la realtà turistica offre anche al privato. Il privato arrotonda guadagnando così. Come rivedere questo? Non è mica facile, andrebbe rivista, impossibile, la gestione degli affitti. Io faccio di mestiere l'amministratore immobiliare, sono custode giudiziario per il Tribunale di Trieste per le vendite all'asta, appartamenti ci sono, è solo una questione ovviamente di zona e di prezzo. Rivedere la politica degli affitti, questo sì, perché l'affitto tradizionale non tutela il principio oggi in piedi sugli affitti, non tutela il proprietario. Il proprietario nel momento in cui affitta l'appartamento praticamente lo perde. Quindi se ha la fortuna di trovare un inquilino corretto che rispetta il pagamento del canone va tutto bene, ma nel momento in cui si inceppa questo meccanismo su tutta una serie di fattori, purtroppo il proprietario perde l'utilizzo dell'appartamento, deve far causa con continui rinvii, concessioni che vengono date a questi inquilini, questa ti rimane dentro 2-3 anni prima che riesci a sfrattarlo con dei costi legali importantissimi e conseguentemente il proprietario cosa fa? Va dove è più sicuro. La casa vacanze, quindi il short rent, ti dà la possibilità di guadagnare di più ed essere sicuro che l'appartamento è sempre libero. Allora, è una scelta che non può fare la pubblica amministrazione locale, ma deve essere un disegno nazionale sulla revisione dei canoni. Ricordiamo l'equocanone. L'equocanone, il tempero era stato fatto proprio per una questione di carattere sociale, ma l'equocanone ha creato un disastro. Perché? Perché, come dire, privilegiava il diritto dell'inquilino e non quello del proprietario. A un certo punto uno ha fatto il sacrificio nella vita per avere un appartamento e dopo ti entra dentro uno che non ti paga, te lo rompe e non hai più la disponibilità e conseguentemente la gente si difende. Allora, uno è un disegno nazionale, altro è accettare la realtà. Quindi ben venga, io so di tantissime famiglie che hanno magari l'appartamento della nonna, che grazie all'appartamento della nonna, con questo sistema semituristico, riescono ad aiutarsi con lo stipendio, quindi questo è un vantaggio economico che io trovo positivo. Ecco. Allora, intanto vediamo la vignetta di Englaro che riguarda l'edizione di Topolino dedicata a Gorizia. Se è venuto fuori un Topolino sul Castel de Gorizia, mi sapevo che sul Castelli era pieno di pantigane e no de solzetti. Allora, no, c'era, in realtà questa telefonata mi fa pensare ad un'altra cosa, poi quell'altra domanda la tengo magari per dopo. Spieghiamo un attimo anche questo, perché magari è una cosa che molti non afferrano se non sono addentro alla cosa. C'è questo progetto che del resto, se non mi sbaglio, il sindaco di Piazza aveva corteggiato fin dalle giunte nel 2001, se non ricordo male, che è quello di trasformare la zona delle caserme di Via Rossetti in un polo scolastico.
Molti dicono ok, tanti dicono state attenti perché per forza di cose deve cambiare tutto là intorno, perché si prevede una mobilità più massiccia, una mobilità più massiccia, autobus, eccetera, e poi anche cambia la come dire, geografia, mettiamola così, del luogo. E se togli per esempio una scuola da un determinato posto, cambia anche la geografia del luogo dove la scuola era precedentemente. Quindi facciamo un esempio che non è quello, metti che spostano il Dante in via Rossetti, a parte che là probabilmente io e i miei compagni di classe ci legheremmo al Dante perché non sia spostato, ma questo è un altro discorso. Lì c'è parecchio che gravita anche attorno a quella scuola. Ha senso come discorso, cioè spostare un'istituzione come una scuola da una parte all'altra della città cambia la parte della città che si troverebbe priva della scuola, o è un discorso non così drastico come potrebbe sembrare? Ma allora, la signora prima all'inizio della trasmissione chiedeva nuove realtà abitative. Sposti una scuola e se c'è una delle idee è quella di darla al mercato, cioè il comune cede la vecchia scuola. Il privato cosa fa? Di certo non crea una nuova scuola, crea unità abitative e quindi servizi ai cittadini. Che certamente cambia la geografia, sono scelte politiche anche queste. D'altro canto, chi ha mai avuto l'occasione di entrare in quel contesto, parliamo della ex caserma, è un contesto enorme. Ma è tanto grande, io non l'ho mai vista. Enorme, merita andare a vederlo. Ci sono dei contenitori, cioè degli edifici veramente molto grandi, poi hanno un bellissimo piazzale, delle aree che diventano un servizio per i giovani importante. Il principio del campus è una cosa bella, cioè non è una cosa negativa. Certo che stravolge la geografia della città, ma qual è il problema? Cioè, si riorganizza la viabilità e i servizi in quella zona. Oggi via Rossetti è una zona senza servizi, cioè passa solamente l'autobus, parcheggio e basta, non c'è un locale, non c'è nulla, perché chiaramente lì è un asse di scorrimento. Nel momento in cui nasce un campus del genere è chiaro che si rivitalizza anche commercialmente quella zona, si impoverisce l'altra sicuramente, ma diventa una zona abitativa, quindi forse bisogna mettere sulla bilancia, insomma, quale vale per i giovani avere un campus del genere. Io credo sia una cosa unica, un'occasione a mio giudizio da non perdere, ma questa è una questione di sensibilità personale. Io ho avuto l'occasione di fare un giro a suo tempo anche con Di Piazza in quella realtà. Credetemi, è veramente molto grande poter dare ai ragazzi finalmente una palestra come Dio comanda, degli spazi aperti come Dio comanda, delle strutture un po' all'americana. Noi abbiamo difficoltà, abbiamo degli studenti che vanno da una scuola all'altra per andare in palestra. Cioè, è ridicolo, no? Allora, se vogliamo modernizzare anche la scolarizzazione, dobbiamo avere il coraggio di affrontare delle innovazioni importanti. Allora, questo telespettatore dice, si pone il problema, dice se il comune cederà anche la gestione degli asili, siamo sicuri che questa sia la strada giusta da percorrere, se poi tutto sfoga in disservizi, perché dice se il comune ha ceduto all'ATE la gestione dei giardini riguardanti le case con risultati che si vedono, è preoccupato per l'eventuale cessione degli asili, insomma. Questo è un argomento che non conosco, cioè ognuno deve parlare del suo, perché se no diventiamo dei tutologi e si fa ragionamenti a vuoto. Non mi sono mai occupato, non ho mai seguito l'aspetto degli asili e delle scuole. Abbiamo fatto questo ragionamento di carattere generale un attimo fa. Mi sono occupato di economia e come insomma, si sa, il mio mondo sono le navi, la crocieristica. Di questo vorremmo parlare per cercare di dare informazione, perché anche su questa realtà c'è tanta disinformazione, si creano dei luoghi comuni, soprattutto sui social, che purtroppo i social dà spazio a tutti e lì trovi di tutto di più. Però dar comunicazione e far capire alla cittadinanza questa realtà quanto vale,
come vale, quale può offrire, quali possono essere i rischi futuri anche nel suo sviluppo. Questo è un bel ragionamento che io credo che anzi buona parte degli ascoltatori potrebbe interessare. Allora, dopo la pubblicità mi sono permesso di lanciare l'amo sull'argomento. Si sa che l'avrei portato su questo, ma no, è solo questo. Come mai ci sono ancora le key box appese alle catenelle? Questo andrebbe tolto. Purtroppo gli italiani spesso si approfittano della situazione. Queste scatoline che praticamente contengono le chiavi per l'accesso nella casa vacanze, se messe nell'edificio, quindi sotto le campanelle, non dà fastidio a nessuno. Invece qua si allargano, cominciano a mettere sui pali della luce, sulla segnaletica. Sì, le mettono sui paletti pubblici, e questo dalla norma è vietato, quindi i vigili urbani possono tagliarlo e buttarlo via. Stupidi a farlo. Concordate con il condominio di mettere la scatolina sotto, ben fatta, e lì nessuno può dir nulla. Ecco. Ancora una, poi dopo andiamo in pubblicità. Dice, quando io ero piccolo alle fermate dell'autobus c'erano i cestini dei rifiuti con la scritta "mantieni pulita la città", me lo ricordo, era rosso con la scritta in bianco. Sì. Oggi molto rari, presenti solo dove ci sono le pensiline, come già detto più volte, aumentare i cestini per le deiezioni. Buona giornata e mai mollar con l'ovo via, un po' tutto insieme. Lei aveva messo i cestini, se non mi sbaglio, quelli... Io sono stato il primo a aver messo i cestini in città, sì, con quei cubi. Sì. In effetti in città non c'erano i cestini, onestamente non c'era un cestino. C'erano questi piccoli contenitori rossi alle fermate degli autobus, ma in città non c'erano cestini, quindi è stato fatto un piano, la distribuzione di quei cubi che adesso sono sostituiti a cesto, perché quando era stata fatta quella scelta, era una scelta funzionale, coperti per evitare che la gente conferisca la nettezza urbana casalinga, però erano diventati poi preda dei writers, no? Cioè questi deficienti che con lo spray scrivevano di tutto di più perché è una superficie piana. Allora invece adesso questi cestini a stecchetto non riescono a farlo, però la richiesta, l'osservazione della signora è più che lecita. Purtroppo sono una questione di costi, il servizio è esternalizzato, quindi più cestini, più costi, bisogna ragionare con la Cegas. Andiamo in pubblicità, poi torniamo e apriamo anche con una mail la parte dedicata alle crociere. Come assessore splendido. Allora, parliamo di crociere. E partiamo proprio da una mail. Dice, non sarebbe meglio spostare il terminal in Portovivo per alleggerire la pressione sul centro città? Lei mi tocca il cuore. Sicuramente la morte della stazione marittima doveva essere in Adria Terminal. L'Adria Terminal è quel grande piazzale in Portovecchio, Portovivo, come vogliamo chiamarlo, che ha uno spazio veramente importante. È stata fatta una scelta diversa, il piano non lo critico, non voglio criticarlo per l'amor di Dio, è stata fatta una scelta di sviluppo del Portovecchio in una certa direzione. Io avrei preferito che lo sviluppo del Portovecchio si affacciasse meglio sul mare, perché il mare porta soldi, quella non è la zona industriale di Padova. A Padova non hanno il mare, noi abbiamo il mare, quindi la riqualificazione doveva utilizzare forse in maniera più decisiva sulla opportunità del mare. Questo vuol dire nautica da diporto, mega yacht, navi da crociera, idrovolanti, ma perché no? Anche se insomma è più di immagine che di servizio, però utilizzare il mare. È stata fatta una scelta diversa, adesso nessuno parla più, o nessuno ha mai parlato di una stazione marittima in Portovecchio. Sarebbe stata la soluzione, perché sposti un po' la posizione del centro. Onestamente l'ormeggio in Piazza Unità è l'ormeggio più bello del mondo, è apprezzato da tutti, e grazie proprio a questo ormeggio abbiamo ottenuto lo sviluppo della crocieristica. Spostarlo però insomma è sempre una posizione
più che dignitosa, con una bella vista sulla città, quindi nessun problema. Vicino alla stazione dei treni, quindi con dei servizi, la famosa ovovia, cioè la direttrice orizzontale dei croceristi che scendono e possono andare in centro con l'ovovia. Quindi la sua morte in Portovecchio c'è, però sembra che non ci sia questa sensibilità nel farlo. Io tenterò ancora, ma non credo che ci riuscirò, purtroppo. Quando hai incominciato a intravedere le possibilità di Trieste come meta crocieristica? Cos'era? Subito? Subito, il primo mandato di Piazza mi aveva conferito il mandato del sviluppo economico in un momento della crisi nazionale e internazionale e ovviamente anche locale. Ho detto, cosa diavolo può fare una pubblica amministrazione per cercare di rivitalizzare la città? Era una scelta molto difficile, complessa. Ci siamo messi a ragionare con il mio direttore, una persona meravigliosa che mi ha seguito, mi ha aiutato tantissimo in questo, sfruttando un po' la mia conoscenza. Insomma, io ho studiato per ufficiale di bordo, ero secondo ufficiale di bordo, tenente di vascello, quindi un rapporto con il mare c'è sempre stato. Ho detto, ma perché noi non abbiamo una nave da crociera? Tutti i porti hanno le navi da crociera, ci siamo affacciati, abbiamo cominciato a vedere il perché, capire il perché. È stato un percorso lungo, complesso e alla fine ci siamo riusciti. Oggi la realtà della crocieristica è una realtà importante. Le prossime navi, adesso il prossimo scalo lo avremo domenica e con il mese di giugno praticamente ne avremo una al giorno. Lo stesso vale per il mese di luglio, agosto leggermente in meno, un po' in tendenza a scendere, ma stiamo parlando comunque di una gran bella stagione, la stagione 2025, il parimenti del 2024. Se poi abbiamo tempo possiamo parlare un po' di numeri, perché tutti quanti dicono ma questo non rende niente, non porta soldi, porta caos. Non è vero. Ragioniamo sui termini economici, occupazionali e resa sul territorio, soldi cash spesi in città. Sono tanti soldi. Ecco, le critiche, molte critiche riguardano appunto questo, no? Cioè che molti crocieristi poi dopo non spendono sul territorio perché hanno parecchio a bordo. Balle. Manca, e questa è la colpa un po' di tutti, manca la comunicazione, quindi vi ringrazio di questa opportunità che mi date per comunicare qual è la vera realtà. Stagione 2024, 540.000 passeggeri, 540.000 persone hanno visto la città di Trieste, 540.000 persone hanno passeggiato in Piazza Unità, gratis, cioè nessuno ha fatto un investimento economico per far venire tutte queste persone. Quanto sarebbe costato in termini di spot pubblicitari, televisivi, articoli sui giornali per promuovere e far venire 540.000 persone? Una quantità di soldi veramente importante. Questi sono venuti gratis. Quanto ha reso la crocieristica? Parliamo della stagione 2024 che può essere fotografata similmente nel 2025. 54 milioni, ripeto, 54 milioni lasciati in città. Uno si domanda dove vengono fuori questi dati. Sono dati reali, oggettivi, su tutta una serie di servizi diretti ed indiretti sulla città. La scorsa domenica, cito solamente un esempio, l'ho anche postato sui social per quello che vale, una fotografia dove vedevi un pullman stracolmo di turisti che uscivano dall'Hilton, quindi via Mazzini, per imbarcarsi sulla nave da crociera in stazione marittima. Tutte queste persone hanno dormito all'Hilton, queste persone hanno fatto colazione all'Hilton, hanno pranzato in città, perché imbarcano al pomeriggio, quindi hanno pranzato, dormito, colazione, pranzo, soldi lasciati in città e poi imbarcati. Dico, per una nave, moltiplichiamo a volte per, sono tutti soldi che vengono lasciati sul territorio. Se parliamo con gli imbarcatori, quelli che hanno una certa sensibilità nel comparto, a braccia aperte, perché sono pernottamenti, considerando che sono circa il 35% dorme in città. 540.000, dividiamo, moltiplichiamo a volte il 35% di quante camere d'albergo vengono usate grazie alla crocieristica. Vogliamo parlare con i tassisti? I tassisti lavorano veramente molto bene, grazie alla crocieristica, ma non solo, ci sono le guide, ci sono gli autisti, ci sono i facchini,
Praticamente oggi la crocieristica dà occupazione stabile, quindi non precarietà, 240 persone. Con l'indotto sforiamo i 400. In una città come Trieste, diciamo una città un po' anziana, dare l'opportunità a 240 famiglie di poter mangiare ogni santo giorno grazie alla crocieristica, è tutta gente giovane tra l'altro, quindi non parliamo di persone over, ma tutta gente giovane. Io credo che questo sia un vantaggio da non poter sottovalutare. È una scelta politica, capire se vogliamo continuare su questo percorso o lo vogliamo abbandonare. Io dico, beata l'ora che la città di Trieste abbia questa opportunità. Sono convinto che la maggioranza, non la totalità ovviamente, ma la maggioranza dei triestini le navi piacciono. Poi passa questa solita polemica che la troviamo in qualsiasi, anche nel discorso della scuola, no? Sì. Che abbiamo detto in via Rossetti, ma vediamo là, ma partiamo dall'altra parte, c'è sempre la negatività. Non parliamo dell'ovovia, poi per l'amor di Dio, no? Un argomento sicuramente delicatissimo. E qua a volte sembra passi il messaggio e le navi mi portano via parcheggio perché non posso camminare sulle rive, perché lago le transenne, mi blocca la pista ciclabile che se passano 10 biciclette sono tante, e l'inquinamento. Moriamo a causa delle navi da crociera. Balle, sono tutte balle. Il problema del parcheggio, questa è una mia sensibilità, possa essere criticato, non mi interessa. La mia opinione, le rive devono essere completamente e perennemente sgombere da ogni macchina. Deve essere una bella passeggiata a mare, con le panchine, con la riqualificazione ovviamente della pavimentazione, possibilmente con una piantumazione, delle panchine, chioschi, gelaterie, baretti, come in tutte le città turistiche, altro che sta marmellata delle lamiere spalmate e purtroppo quando ritornano i parcheggi arrivano i famosi parcheggiatori abusivi che ti dicono dammi un euro, cioè ma non sta nel cielo in terra. Vogliamo essere una bella città, abbiamo le rive, andiamo a Capodistria, andate a vedere Capodistria, c'è una cittadina di nulla, andate a vedere il lungomare di Capodistria, bravi, perché non possiamo farlo? Continuiamo a dire voglio venire con la macchina perché voglio andare in Piazza Unità, ma non esiste, ci sono i contenitori, sicuramente il contenitore del Teatro Romano è sempre pieno, ma questa è una cosa positiva, ma ce ne sono altri, ad esempio il Foro Il Piano. Io ho un parcheggio in Foro Il Piano, in proprietà da molti anni, io non ho mai visto il Foro Il Piano pieno, bloccato, mai. Parcheggio ogni santo giorno. Un giorno solo, è successo lo scorso anno, il giorno di San Nicolò, in concomitanza della fiera, il pomeriggio. Ha uno scritto completo, un giorno solo, neanche il giorno del periodo di Natale. Quindi uno può parcheggiare, fa 5 minuti, 10 minuti a piedi ed è in città. Se vuoi invece mettere la macchina direttamente in Piazza Unità, anche no. Quindi ricordiamo che in Piazza Unità una volta si parcheggiava, in Piazza Verdi di fronte al teatro c'era un distributore di benzina, parliamo del 2001. Mi ricordo. Allora, oggi pensate a ritornare con la macchina, fantascienza, in Viale si passava con la macchina, in Viale 20 settembre, e allora perché non farlo sulle rive? Perché continuare a voler mettere le macchine davanti a un locale che ci interessa? No, la metti in un contenitore e vieni giù con l'autobus, dov'è il problema? Già che ci siamo, è vero anche che ci sono dei contenitori di parcheggi telefonata. Pronto? Pronto. Buongiorno caro dottor Umberto. Buongiorno Claudio. No, Maurizio, nome a me caro. Ci conosciamo caro Luci, sono Claudio Visentin. Avevo sentito in una tua intervista proprio qui a Tele4 che appena sarà nominato il nuovo presidente del porto ti fionderai da lui per parlare dell'oro nero come lo stai facendo ora. Il petrolio che abbiamo noi grazie alle navi da crociera. Conosco personalmente Antonio Guerrieri, è un ottimo funzionario da 30 anni in porto e ha coronato il suo lavoro diventando presidente. Adesso manca solo la roba burocratica, è una persona intelligente e preparata. Il dopo Zeno D'Agostino in buone mani, nella speranza che tu, Maurizio, riesci a far capire l'importanza del mondo del cruise e concordare un'azione concreta e professionale di gestione e assistenza. Grazie per la tua cortese risposta. Grazie Claudio. Grazie Claudio. Mi offro un assist. Allora,
Cosa dobbiamo fare? Giustamente l'osservazione su Antonio Guerrieri è centratissima. Antonio Guerrieri è una persona preparata, intelligente, moderata, capisce la realtà del territorio perché lavora da una vita in posizioni apicali. Ne abbiamo già parlato, Claudio, come promesso. Ho riscontrato una grande sensibilità, una grande attenzione, questo mi ha fatto tanto piacere. Cosa dobbiamo fare? Questo è l'assist e la risposta a Claudio. Se la politica, come credo e spero, crede in questa realtà, bisogna creare un'organizzazione che oggi manca. Un'organizzazione, un coordinamento tra chi? Tra Comune di Trieste, Autorità Portuale, Regione e Terminal. Perché queste 4 realtà? Perché ognuno per propria competenza. Con questo coordinamento operativo, composto da persone che conoscono però il mercato, non gente improvvisata, non una posizione di poltrone, metto là perché il partito, cioè qua la politica non c'entra nulla, deve essere un coordinamento di professionisti che conoscono il mercato, che devono occuparsi di 3 strutture o 3 organizzazioni. L'organizzazione infrastrutturale, e qua entra in gioco il ruolo dell'autorità portuale e della regione sotto il profilo dell'attività di finanziamenti. La regione può dare disponibilità a finanziamenti per la riqualificazione delle infrastrutture, quindi vuol dire una ristrutturazione dignitosa della stazione marittima, l'allungamento del molo, assolutamente indispensabile per le navi ormai di una certa metratura, che sono le navi moderne. La stazione marittima è nata nel primo Novecento, quindi con una realtà completamente diverse, l'elettrificazione delle banchine, che è già in programma, è già prossima di attuazione, quindi autorità portuale e regione per quanto riguarda le infrastrutture. Terminal per organizzare o riorganizzare, migliorare i servizi al passeggero, ed il Comune di Trieste per l'attività di promozione. L'attività di promozione che recentemente è mancata. Ovvero si è un po' vissuto sugli allori, si dava la sensazione che queste navi continuavano a venire, tanto verranno lo stesso. Non è così, la concorrenza è agguerritissima, la concorrenza, come ho detto, ai denti a sega, cioè questi qua hanno capito che la crocieristica è un business, solo noi andiamo a criticarla, gli altri no. Allora gli altri cosa fanno? Creano infrastrutture, creano servizi, creano rapporti. Come in tutte le attività, il rapporto interpersonale è fondamentale. Essere presenti dove bisogna esserci è fondamentale. Gli altri creano nuovi servizi, nuove attività. Ravenna, ad esempio, stiamo parlando della Ravenna, il porto di Ravenna lo accedi attraverso un canale, hanno fatto una stazione marittima da 54 milioni. E abbiamo perso una compagnia che il prossimo anno andrà, la Norwegian Cruise Lines, che la Norwegian Cruise Lines sono quelle navi, quelle tutte colorate, molto carine, eccetera, quelle lì vanno a Ravenna perché gli hanno offerto i servizi che noi non siamo in grado di fare. Allora questa struttura deve essere immediatamente, ma con estrema urgenza, coordinata. I tempi stanno volando, la stagione crocieristica 2016 è già chiusa, si sta chiudendo il 2017. 27, sì, nel 27. Dobbiamo adesso addirittura lavorare per il 28 e lo dobbiamo fare nei momenti importanti. Ad Amburgo a settembre c'è il Sea Trade Med, che è la grande fiera europea. Trieste non c'è. Chi va a settembre? Siamo già tardi. Bisogna esserci, quindi questo coordinamento deve nascere quanto prima. Con l'autorità portuale questa sensibilità c'è, con il comune questa sensibilità c'è, si aspetta la formalizzazione ormai della nomina nell'auspicata strutturazione di questa realtà e partire subito con dei professionisti. Vediamo chi c'è in linea, buongiorno. Buongiorno, qua c'è Gianni. Buongiorno. Buongiorno dottor Bosazzi e buongiorno al signor. E volevo dire che pronto? Sì, prego. Scusi, no, siccome vedevo il signor parlare pensavo che non si ascolti. Mi son Gianni, quel che a suo tempo con lei vi avevo detto un'idea peregrina e lei mi ha detto non è peregrina perché la devo pensare che mi parlo di Piazza Goldoni che avevamo parlato a suo tempo, logico, che sarebbe bello rivestire quelle colonne con la storia di Trieste, perché avevamo i mosaici i maestri del mosaici di Spilimbergo
per poter dare una bella piazza completa, totale, non sempre con queste colonne che non dici niente, rivestirle con i mosaici. E lei l'ha detto, anche io avevo questa idea, non so se lei se ricorda o no. E dopo che avevo parlato anche del molo San Carlo, che lei l'aveva addirittura cercato di rivedere la barca vecchia, la San Carlo, che era, non so se lei la si ricorda, certo, perché si è passato tanto tempo. Siccome mi sono innamorato di Trieste, come tantissimi triestini, e anche lei, mi avevo proprio raccontato queste robe così di una persona modesta, senza istruzione, però che vuol bene a Trieste. E abbiamo parlato di queste colonne che è quasi indispensabile metterle con i mosaici, perché racconta un po' la nostra città e il molo San Carlo, di contarla la vera sua storia, e addirittura lei la parlava Grazie Gianni. Sì, ecco, questo volevo solo dire, vi saluto, vi ringrazio, dottor Bosazzi, tante grazie. Grazie Gianni. Pazienza. Chiedo scusa se ho interrotto, ma avevo una domanda da un po' di tempo che volevo farla anche per mia curiosità, se vuole comunque. 30 secondi, l'idea è bellissima, purtroppo chi deve decidere a farlo per quanto riguarda le colonne, basta una banalità, io credo che a Spilimbergo ce lo fanno anche a gratis, cioè, piuttosto per far lavorare gli studenti, quindi sarebbe sicuramente una bella opportunità e darebbe un po' di colore a quella piazza che è un po' triste. Per quanto riguarda il San Carlo, per chi ci ascolta stiamo parlando del Molo Audace. Come nasce il Molo Audace? Nasce con il fondamento di un veliero, di un vecchio veliero. Era abbandonato con tutte le pantegane eccetera, e praticamente non sapevano come smaltirlo, hanno cominciato a buttare dei materiali ed è nato il Molo Audace. L'idea era quella di, con l'OGM, di cercare di trovare, non facile perché essendo un veliero in legno probabilmente non c'è più nessun resto, ma forse qualche parte metallica c'è ancora sotto il Molo Audace. L'idea era quella di identificare con il metal detector la posizione e creare una sorta di sagoma sul Molo Audace che ricordi, diciamo, la posizione di questa nave con delle borchie in ottone, insomma una forma turistica per far capire come era nato e come è stato strutturato il Molo Audace. L'idea è carina, anche lì non ho trovato nessuno che mi ha aiutato ed è rimasta uno dei tanti progetti nel cassetto. Allora, rapidamente, volevo chiedere questo. Ci sono parecchi parcheggi, no? Ci sono parecchi parcheggi, diciamo, in periferia, che sono storicamente poco utilizzati. Via Carli è uno, anche quello sostanzialmente di San Giovanni non è che sia tanto... lì siamo lontanini rispetto al centro, no? Però intendo questo. È logico che quelli servono proprio per poi lasciare la macchina e arrivare al centro. Il modo migliore, ne discutevamo con degli amici l'altro giorno, il modo migliore per portare la gente in centro da quei parcheggi sarebbe un tram. Ma non funziona. I parcheggi di periferia ci hanno provato in tanti, a cominciare da Eli che aveva creato addirittura nel quadrivio di Officina l'idea lascio la macchina su e scendo. Non funziona. La gente tende ad andare con la macchina fino a davanti al negozio. Quindi la differenza va fatta semplicemente in termini di comunicazione. Io devo comunicare oggi, diciamo, col telefonino è più facile, con la geolocalizzazione una volta era un po' più complessa, però manca un'informazione coordinata. Ci deve essere un coordinamento tra tutti i contenitori attraverso le comunicazioni che oggi la tecnologia ci consente, ovvero io, triestino piuttosto che turista, vengo in città e devo sapere qua ho 30 posti, qua ho 20 e poi scelgo dove andare, punto. Solo questo oggi manca. La gente gira come trottole, si butta là, si butta di qua e poi il triestino medio cosa fa? Vuoi andare in Piazza Unità con la macchina e delle nave non posso parcheggiare. Non esiste, usa l'autobus o se no metti in garage più lontano e vieni giù in corriera. A questo punto vengo in corriera direttamente da casa, non ha senso, no? Ultima telefonata per Maurizio Bucci, prego chi è in linea di essere rapido. Buongiorno.
Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Buongiorno. Una domanda a Bucci. Le prerogative fiscali del Porto Franco potrebbero avere influenza sul discorso crocieristico, special modo sui servizi? Grazie. Grazie signor Gino anche per la Il punto franco può essere interessante esclusivamente per le derrate alimentari, non per il carburante, perché le navi da crociera già godono dei benefici sui costi delle accise, quindi non cambierebbe nulla. Sulle derrate alimentari sì, le navi fanno ovviamente rifornimento dove le città sono in grado di farlo, ad esempio la città di Trieste ha a 150 metri l'ortofrutta. Le derrate alimentari a servizio delle navi, sapete da dove arrivano? Da Milano. I camion vengono da Milano e caricano il fresco sulle navi da crociera. Abbiamo l'ortofrutta a 150 metri. Nessuno ha pensato di fare un coordinamento, è chiaro un chiosco non può fare una fornitura da una nave, però un ATI, cioè un'organizzazione tra fornitori in modo da partecipare alla gara e dare servizi alla nave. Nessuno lo sta facendo e quindi arrivano le derrate da Milano. Quindi un punto franco, però shift to shift, cioè attenzione, è delicata la cosa, le derrate devono arrivare con la nave, rimanere in regime punto franco e imbarcare direttamente sulla nave. Non è facile, ecco, la stazione marittima oggi non consente questo tipo di operazione, forse in Portovecchio sì. Ultima domanda, che poi non ho capito, la chiede anche un telespettatore, la sua posizione sulla cabinovia. Allora, forse nessuno lo sa, la cabinovia l'ho presentata io 7 anni fa in Barcolana, nell'assoluto disinteresse e noia della città. Con tanto di rendering l'avevamo presentata nello stand del comune in Barcolana, forse con la presenza di 10 persone annoiate. E il progetto è rimasto lì e poi è stato preso in mano da altri. Attenzione, quell'Ovovia, almeno la mia proposta di Ovovia, qual era? Stazione marittima navi da crociera in Adria Terminal. Sul retro della stazione marittima, la stazione dell'Ovovia. L'Ovovia da là andava a Montegrisa, non a Opicina, per andare a bere un caffè de Vata, no? Per una questione turistica, cioè vado a Montegrisa, che ha un contesto turistico importante, è comunque un simbolo per tutta una serie di motivi, e il tratto orizzontale per consentire al crocierista di scegliere vado a Montegrisa o vado in città e viceversa. Questo era il concetto dell'Ovovia. Poi è stato trasformato per esigenze operative, sicuramente per sfruttare il PNRR, cioè avere i soldi per il trasporto pubblico locale. Il fatto di mettere l'Ovovia a Montegrisa non giustificava il trasporto pubblico locale. Hanno spostato la direttrice e diciamo può avere un uso diverso. Ecco. Grazie Maurizio Bucci per essere stato con noi, buon lavoro. Adesso andiamo in pubblicità e poi sarà con noi la consigliera regionale Serena Pellegrino. Allora, siamo in compagnia della consigliera regionale Serena Pellegrino, Alleanza Verdi Sinistra, bentornata, grazie per essere grazie a voi di avermi ospitato di nuovo. Allora, è una situazione calma in regione, non in questi giorni? Non sta succedendo assolutamente nulla. Assolutamente niente, in Consiglio è un clima anche noioso. Sì, noioso, decisamente noioso. È noioso anche perché potremmo dire perché il Presidente Fedriga non utilizza il Consiglio per comunicare ai consiglieri, ovvero ai rappresentanti dei cittadini, quello che sta succedendo. Quando dei consiglieri chiedono un'informativa e dicono questo è il luogo deputato dove ci sono tutte le telecamere, dove tutti i cittadini possono capire cosa sta succedendo, il Presidente Fedriga invece si chiude a riccio finché non va a parlare con la Presidente Meloni, dove però peraltro esce con una nota di stampa che parla di tutto tranne che di quello che sta succedendo nella nostra regione. L'avete definita, insomma... Ovviamente dire noia era ovviamente
No, giusto perché magari qualcuno... Sì, no, per no, carità. Certo, assolutamente, Sì. anzi è stato un clima molto acceso, pesante e molto faticoso, devo dire, da gestire una situazione di questo tipo. L'opposizione, mettiamola insomma, così, ha definito la missione di Federica con la Meloni una sorta di vittoria di Pirro, insomma, cioè nel senso dice è tornato a casa con niente. Allora diciamo pure così, è tornato a casa con un tema che era fuori tema. Allora se noi fossimo stati in terza media, la nostra professoressa avrebbe detto 4 perché sei andato fuori tema, cioè sei partito con un mandato e sei tornato con tutt'altro, o meglio, è tornato con quello che probabilmente lui aveva raccolto durante il Festival di Venezia da parte delle regioni, in cui temevano, dopo aver smembrato completamente il sistema sanitario nazionale e con il titolo V e quindi dato alle regioni la disponibilità di poter governare la sanità, oggi queste regioni si trovano con il cerino in mano. Noi all'epoca l'avevamo già pronosticato, però sinceramente, evidentemente, come al solito veniamo chiamate Cassandra e nessuno ci vuole ascoltare. Poi, quando accade, accade. E si erano inventati tutta la questione di Poggiolini, eccetera, come boom mediatico per poter arrivare a quella soluzione legislativa. Ci sono arrivati, hanno fatto una modifica della Costituzione, oggi le regioni si trovano a governare la sanità, però attenzione, vediamo che non solo nella regione Friuli Venezia Giulia, dove abbiamo peraltro un bel fagottino di denaro, ma anche in tutte le altre regioni ovviamente la sanità sta andando a carte 48. Il presidente Fedriga ha avuto mandato sicuramente da parte degli altri presidenti di regione di conferire con la presidente Meloni e ha portato a casa semplicemente questo risultato. Poca cosa, di comunicare che il problema delle liste d'attesa è un problema che sta fagocitando tutte le regioni. Sì, è vero, si è preso anche l'appuntamento con il ministro per la settimana prossima, ma noi pensavamo che andasse a risolvere quello che sta succedendo in questo momento di crisi di governo della nostra regione, perché di crisi di governo si chiama, si parla, nella nostra regione, e capire se con l'alleato più forte, che è quello di Fratelli d'Italia a livello nazionale, più forte no a livello regionale, di trovare una quadra. Evidentemente o hanno trovato una quadra che al momento non c'è dato da sapere, come ho detto prima, a noi consiglieri, rappresentanti dei cittadini non ci viene comunicato, oppure vedremo lo svolgimento nelle prossime ore. Ci auguriamo che ci sia qualcosa. Parliamo un attimo, chiedo anche a lei una riflessione che faccio da me, magari delle volte anche con i colleghi in redazione. L'idea della questione del terzo mandato, che apparentemente è una questione che non cattura molto l'opinione pubblica, insomma. No? Ma io ho partecipato e anche visto più volte da alcuni sondaggi che vengono fatti nelle varie trasmissioni che il terzo mandato sembra che sia grandemente voluto dai cittadini della nostra regione. 2 sondaggi sono stati fatti da una TV privata e con grande anche risultato. Bene, se parliamo però con i cittadini per la strada, chiunque insomma si rivolga e insomma parli con la cosiddetta opinione pubblica, è un problema che non tocca. Si dice: pensate a risolvere i problemi dei cittadini. Questa è la prima frase che ti dico, ma di tutte le specie politiche, dall'estrema destra all'estrema sinistra. E anzi, ti dicono, basta parlare di poltrone, basta parlare di chi è seduto lì, perché poi si ricontinua ad alimentare quello che è iniziato all'inizio degli anni 90, che ce lo ricordiamo bene, con il percorso verso l'antipolitica, cosa che per me è da tenere quanto più lontano possibile dai dibattiti. Però io volevo, era questo sul quale noi ci interroghiamo ogni tanto, no? Nel senso che non c'è il rischio che
come dire, verso nella seconda parte del secondo mandato, chiedo scusa, devo fare queste... Sì, ancora non abbiamo fatto il giro di boa, Ecco, perché quello però, lo faremo alla fine di ottobre. No, ma dico in genere, non c'è il rischio che nella seconda parte del secondo mandato un amministratore, dicendo, boh vabbè, tanto ormai io non vengo rieletto... Molla gli ormeggi e dice tanto chi se ne frega. Vero, su questo concordo. Ma questo è il vizio capitale del maggioritario. È nato tutto da lì. Allora, forse alcune persone non gli è stato ben spiegato in maniera molto chiara com'è la questione. Noi abbiamo fatto un referendum, non ricordo neanche che anni fossero, sicuramente non avevo capelli bianchi in testa, in cui si chiedeva di abolire il proporzionale in Italia. Io all'epoca votai contro, cioè nel senso che volevo mantenere il proporzionale, non volevo cambiare quella norma, ma tutti quanti dicendo che per la stabilità di governo bisognava assolutamente sapere la sera stessa chi è che vinceva e che quella persona o comunque quella coalizione che avesse vinto aveva la disponibilità di governare per 5 anni senza avere intoppi e intralci da parte dell'opposizione che gli metteva così i bastoni fra le ruote. Ebbene, ci siamo. Per le regioni e per i comuni abbiamo ottenuto questo risultato. Quindi la legge cosiddetta di elezione, veniva chiamata dei sindaci, quindi dell'elezione diretta del sindaco e del presidente della regione, oggi dopo 20 anni più o meno ha portato a questo. Ma se noi diamo illimitato mandato ai questi governanti dell'elezione diretta, lo diamo a vita, nel senso senza limiti di mandati, in Francia capita. Ma diventano dei potestà, giusto? Rischiano di diventare dei potestà, anche perché quando tu hai governato per 5-10 anni, puoi aver fatto bene, puoi aver fatto male, ma se per esempio, come in questo caso, tu hai un importante forziere di denaro, che è frutto del lavoro dei cittadini e delle cittadine del Friuli Venezia Giulia, noi questo ce lo dobbiamo dire tra di noi, e tu ce l'hai tutto avvocato a te perché sono state asfaltate le province, i comuni gli hai dato un po' di denaro giusto per farli stare zitti, peraltro non hanno dipendenti con cui poterli spendere, e il resto è avvocato a te e fai nelle leggi di bilancio, nelle leggi di assestamento di bilancio, il cosiddetto, io lo chiamo così, emendificio. 500.000 a te, 50.000 a te, e tutti sono felici e contenti perché in qualche maniera tu hai tenuto così, fatto un po' di stipendi in giro per la regione. Questo ovviamente è complicato poi fare in modo di cambiare la linea politica, e alla minoranza troppe volte, ma questo lo dico anche se fossi nel centrodestra in minoranza, dare troppo potere a una delle due parti fa male alla salute della democrazia. Invece, se noi fossimo come in Parlamento, infatti in Parlamento i governi cadono, no? 2 anni, 3 anni, quando sono stata in Parlamento quei 5 anni ho visto ben 3 governi. Se invece fosse di nuovo nelle mani del Consiglio, si potrebbe dire che il Presidente del Consiglio, del Presidente della Regione, della Giunta regionale, potrebbe stare anche con N mandati, perché comunque la partita si gioca tra i rappresentanti dei cittadini all'interno del Consiglio. Insomma, questo meccanismo, che sembra una stupidaggine, è dettato dalla legge elettorale. La legge elettorale, va detto per tutti, è la madre di tutte le leggi. Dimmi che legge elettorale fai, ti dirò che Stato avrai. Andiamo in pubblicità, poi dopo torniamo e riprendiamo da qua. Allora, siamo in compagnia di Serena Pellegrino, che è consigliera regionale di Alleanza Verdi Sinistra. Le questioni sul tavolo sono veramente tantissime, anche perché appunto è la stessa attualità politica regionale e nazionale che in qualche modo impone determinate riflessioni. Per esempio martedì, leggo sul piccolo, è atteso in Senato il voto sul ritorno, sul ritorno delle province, che è un ente che
questa sorta di ente di collegamento, eccetera, forse se ne è sentita un po' la mancanza, diciamo la verità. Io credo di sì, che i cittadini l'abbiano sentita, anche i comuni. Forse in maniera indiretta, nel senso... No, ma l'hanno sentita anche tante associazioni culturali, per esempio. Forse questo. Probabilmente le associazioni culturali sono quelle che ne hanno sentito maggiore mancanza, perché era un bel... come si dice, istituto dove poter fare riferimento, per poter avere anche quel poco per mantenerti in vita, ma che poi innervava i comuni, innervava la società, insomma ha dato tanto fiato. Penso soltanto ai cori, penso soltanto a delle situazioni così che abbiamo vissuto tutti quanti, anche magari alcuni in prima persona. Io ho partecipato come audita in Senato, sono stata chiamata dalla mia forza politica come persona a conoscenza, insomma, della materia a esprimere qual è la nostra posizione politica come partito. Allora, noi come partito siamo sempre stati da subito, addirittura quando c'è stata la riforma Serracchiani, quella sugli enti locali, che ha cancellato le province ancora prima di arrivare al referendum costituzionale, quello voluto da Matteo Renzi, su cui noi abbiamo votato contro. Questo dobbiamo dircelo in maniera molto molto chiara. Noi eravamo per non togliere le province e anche ovviamente per non toglierle anche nella nostra regione. E all'epoca, appunto, sempre nell'onda di quell'antipolitica di cui parlavo prima, c'è stata questa grande propaganda di questi enti cosiddetti inutili. Ma un ente diventa inutile quando tu l'hai svuotato completamente, no? Una bella abitazione, se tu togli i mobili, gli togli le persone, gli togli tutto, a quel punto può anche rimanere un bell'immobile, ma a che serve? Ha perso completamente la sua funzione. Stessa cosa è successa per le province. Negli anni sono state svuotate, gli è stato lasciato soltanto la gestione degli immobili delle scuole superiori e le strade. Allora, capiamoci, quando tu, regione, un po' alla volta gli stai portando via tutte le funzioni, è chiaro che a quel punto diventa una sorta di carrozzone. E allora i cittadini dicono, ma che cosa serve? Via, un poltronificio, buttiamo via e basta. Allora, il ripristino invece della provincia deve essere consolidato da contenuti inseriti, come ad esempio situazioni relative alla progettazione di area vasta. Ecco, la parola area vasta, che secondo me è una parola importante, che può prevedere insomma la relazione tra vari comuni e la progettazione sul territorio e la pianificazione territoriale, insomma detto in altre parole più elementari, della relazione tra i vari comuni. Questo secondo me potrebbe essere invece una cosa molto interessante, perché il piano regolatore di un comunello vicino all'altro piano regolatore di un altro comunello, che magari poi non dialogano tra di loro, diventa che in un comune è una cosa e nell'altro comune ne è un'altra. Bene, cosa succede? Se noi invece ripristiniamo le province e non gli EDR come sono adesso, oppure le comunità di montagna, oppure queste comunità volontarie di cui abbiamo parlato anche durante il dibattito martedì in regione, che non rispondono a nessuno, per cui si danno dei denari a questi istituti pubblici che sono gestiti, non dico come se fossero privati perché questo non è vero, ma senza quella giusta trasparenza che deve essere data ai cittadini, per cui io regione ti do 1 milione di euro per fare determinate cose e tu mi devi dire in che modo, in maniera dettagliata, come le hai spese. Se noi abbiamo un istituto pubblico eletto dai cittadini e ci sono lì delle persone che devono rispondere ai cittadini per i voti che hanno fatto e per quello che stanno decidendo, cambia completamente la figura. Torno alla parola area vasta e poi magari se ha bisogno di altre delucidazioni io sono a disposizione, ovviamente. Ricordiamoci che le parole sono importanti. Cosa è successo in regione quando è stata cancellata quella gomma da cancellare nel nostro statuto la parola provincia, mentre tutte le altre le hanno mantenute, con un altro ordinamento che non è che elettivo di secondo livello, dove sono i vari sindaci che sono eletti e si sceglie un eletto tra gli eletti, ma rimane sempre comunque un organo di eletti
Sì, gli EDR non è un organo di eletti. Bene. Quando è stata cancellata la parola province, hanno votato tutti all'unanimità. Noi come forza politica ci siamo staccati, abbiamo detto no, su questo è una partita su cui non ci stiamo, e siamo usciti dalla maggioranza. Ma tutti in Consiglio regionale hanno votato. Cosa vuol dire questo? Che oggi, che si sente la necessità del ripristino di quell'ente eletto, non si può più dire province. E allora si entra dentro un meccanismo di ipocrisia e non si dice provincia, si dice area vasta. E su questo io ho battuto in Parlamento quando sono andata al Senato a fare la mia audizione, dicendo siate meno ipocriti, chiamiamole di nuovo province, anche perché ormai dappertutto, anche voi le state chiamando province, e quindi i cittadini... E poi anche se crede c'è anche quell'assurdo dove nei documenti, nelle provincia di Udine è nata in provincia di Udine, ecco appunto, quindi continuiamo a vivere dentro questo limbo assolutamente assurdo che ha portato solo ed esclusivamente a svuotare per davvero le casse di quegli enti, a avocare tutto nelle mani della giunta regionale, perché dobbiamo dire questo, è poco rimasto nelle mani dei consiglieri e delle consigliere. La giunta prende il grosso delle decisioni e poi fa ratificare alla maggioranza del Consiglio regionale. E quindi oggi, se ci troviamo in questa situazione, è anche perché dare troppo potere nelle mani di poche persone alle volte può funzionare, magari forse per un ventennio, chi lo sa che cosa mi sto riferendo, ma poi alla fine... Ha usato il termine non per caso. Sì, alla fine però poi si finisce a testa in giù. Allora, abbiamo tempo prima della... No, facciamo così, se dalla regia sono d'accordo, non incominciamo nemmeno un discorso prima che avremmo dovuto interrompere con la pubblicità, anticipiamo magari di un po' la pubblicità, possiamo farlo? Sì. Ok, allora anticipiamo la pubblicità piuttosto, così dopo non ci interrompiamo. Allora, rientriamo in studio, sempre in compagnia di Serena Pellegrino, consigliera regionale di Alleanza Verdi Sinistra. Le faccio una domanda alla quale lei può rispondere anche per la sua esperienza di deputata. Stavolta non mi ha corretto. No, vede, allora. ormai so che piano piano sta entrando nel vocabolario. Perché allora, il nome del prossimo presidente dell'autorità portuale di Trieste Monfalcone è individuato, no? Sì. Perché ci si mette tanto per la nomina? Perché? Perché evidentemente all'interno di quella maggioranza ci sono delle minoranze che premono in altre direzioni, ma dobbiamo dircelo, insomma, una situazione dove c'è una maggioranza così molto forte, così smaccatamente forte, è inevitabile ed è fisiologico che all'interno si generino delle voci discordanti. L'abbiamo visto ieri sera, c'era la puntata di Ring, me la sono proprio goduta, con Caligaris e Treleani, dove uno è rappresentante della Lega, il più forte partito della nostra regione, e l'altro invece è l'esponente di Fratelli d'Italia. E ovviamente avevano delle posizioni differenti, ma io dico ben venga questo, perché questa è veramente il succo della democrazia, il nettare della democrazia, non avere un monocolore, perché se tu hai il monocolore, l'unico colore sicuramente mono è il nero, tutti gli altri abbiamo un arcobaleno di colori. Allora, avere degli esponenti anche di maggioranza che hanno delle opinioni differenti, questa è una cosa positiva. Maggior ragione quando si deve individuare una persona. Ecco, poi spesso quando ci si trova a dover scegliere un nome, il nome è sempre molto complicato, perché poi ognuno ha il suo di nome, soprattutto in una situazione come quella dove gli interessi e anche i progetti, io non voglio dire solo gli interessi perché sembra una cosa brutta, no? La parola interessi, cioè allora fanno le beghette. No,
gli interessi politici, gli interessi di ricaduta sul territorio, di che cosa succederà a noi cittadini di questa regione. Ecco, quando si evidenzia una persona, sappiamo anche che questa persona avrà un suo portato, anche delle sue scelte, non necessariamente solo ed esclusivamente la nota che gli viene data giustamente anche da chi governa la regione. Allora, qui c'è una mail che le chiede l'esito della proposta sull'istituzione del servizio di psicologia scolastica. Interessante questa. Allora, abbiamo dibattuto qualche settimana fa in commissione una proposta di legge portata da tutti firmatari del centrosinistra, ma prima firma della Fasiolo, della consigliera Laura Fasiolo. Ed era particolarmente interessante, anche perché la figura di questo psicologo all'interno della scuola non era focalizzata solo ed esclusivamente per gli studenti, come invece c'è la normativa in cui gli studenti hanno la disponibilità delle 5 sedute con lo psicologo. Sa, dopo il Covid abbiamo avuto un momento non delicato, delicatissimo, perché proviamo a immaginare un ragazzo che va da 0 a 18 anni, averne vissuti 3 della propria vita con quell'esperienza, ha scosso noi adulti già belli. Soprattutto se negli anni più formativi. Proviamo a immaginare, dai 13 ai 16 anni. Ci capiamo. Cioè, chiunque abbia avuto un figlio a quell'età sa perfettamente di che cosa stiamo parlando. Quindi è stato istituito queste 5 sedute dagli psicologi, pagate ovviamente dal servizio. Quello è il bonus psicologo? Quello è il bonus psicologo. Okay. Quello invece che noi stavamo portando avanti era una cosa diversa, cioè all'interno della struttura scolastica avere disponibile un professionista della psicologia e che aiutasse tutte le persone che mandano avanti la macchina della scuola, quindi non soltanto gli studenti, che è cosa importantissima, ma anche il personale ATA, ma anche i professori. Insomma, è una macchina che per camminare bene deve anche essere in salute dal punto di vista psicologico. Il dibattito che si è aperto sulla figura dello psicologo. Allora, questa cosa è una cosa che noi dobbiamo rilevare, perché gli psicologi poi nel corso degli ultimi anni hanno anche preteso per certi aspetti di rientrare nel comparto del sanitario. Okay. Quindi a quel punto l'assessora Rosolè dice: noi non possiamo far entrare sanitari all'interno della scuola. E su questo si è giocato tutta la discussione di un paio d'ore in commissione. Adesso io l'ho semplificata, ma in realtà prima sembrava che le motivazioni fossero altre, poi alla fine, quando ci siamo avviati su un percorso, sinceramente io ho posto una definizione, perché quando si parla con l'assessore Riccardi della figura degli psicologi, lui dice che è una figura che sta più sul sociale che sul sanitario. Capito. Poi parli con l'assessora Rosolè ed è una figura che sta sul sanitario e non sul sociale. Allora, sono delle figure importanti gli psicologi, con tutti i limiti che possono avere gli psicologi umani, ovviamente come tutti noi, qualsiasi persona faccia una professione, che sia architetto, che sia infermiere, qualsiasi professione. Però è una figura importante che è veramente a cavallo tra il sanitario e il sociale, ma più sul sociale mi verrebbe da dire, perché sul sanitario noi abbiamo le figure degli psichiatri che coadiuvano lo psicologo, cioè le due figure camminano a braccetto, non possiamo dire che una copra l'altra, e fare entrare lo psicologo a scuola era un passaggio delicato sicuramente, ma importante per in un momento delicato come questo. C'è una telefonata, io sentirei chi è in linea e poi eventualmente riprendiamo. Buongiorno. Buongiorno, sono Anna. Buongiorno. Guardi, volevo fare una segnalazione qua in via Pirano.
hanno messo un semaforo e hanno arrivato i bidoni dell'immondizia. Ecco, bisogna camminare mezza Baia Monti per portare le immondizie, è grave. Ok. Grazie. Grazie signora. Allora segnaliamo eventualmente a chi ci sta ascoltando questa questione, perché delle volte sì, togliere i bidoni delle immondizie, soprattutto in una zona come quella di Via Pirano, dove vado un po' a memoria, ci sono parecchie persone anziane, io capisco tutti i ragionamenti che possono essere fatti in tal senso, però non puoi togliere alle... No, soprattutto quando hai scelto di non fare il porta a porta. Ah, già, è a monte il problema. In altre città, questo è un altro discorso, come nelle altre province, proprio ci vuole che usiamo la parola province, si fa il porta a porta, ormai dappertutto, quindi uno ha i suoi bidoncini a casa e li mette nel suo contenitore magari anche condominiale e ognuno ha i suoi, e quindi la scelta del comune di Trieste è stato quello di non fare il porta a porta. Però se tu non fai il porta a porta non mi puoi togliere o spostare i cassonetti in maniera tale che, soprattutto in un comune come quello di Trieste, che diciamocelo tutto, certo, gli anziani certo. non so se lo sia ancora, ma è sempre stato definito il comune più anziano d'Italia, della nostra regione di sicuro. Ce la gioca con Genova. Ecco, con Genova, le due, no? Le due dirimpettai. Ecco. Guarda caso. Ecco, e quindi insomma io credo che il Comune debba prendersi carico di queste scelte che ha fatto e di evitare insomma di trovarsi e di lasciare i cittadini in questa situazione. Andiamo alla prossima telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono Silvia. Buongiorno signora Silvia. Ecco, mi fa piacere quando c'è questa vostra ospite, sinceramente. Grazie. Mi sento a mio agio. Grazie. Quindi volevo dire, ma come mai? Perché nella scuola non può entrare un sanitario? Perché io mi ricordo che, a parte quando ero io piccola, ha ragione. quando c'erano i miei figli, c'era l'assistente sanitaria che anche controllava certe cose, dava consigli, anche addirittura, non so, i dentini dei bambini, se avevano bisogno di qualche cura la vedevano, tutti i pidocchi. Verissimo, ha ragione la che hanno signora, 80 anni, voglio dire. Però c'era questa figura sanitaria, addirittura la maestra di mio figlio più grande ha fatto un corso di educazione sessuale, ma oserei dire un corso di, diciamo, anatomia completa, no? Perché il corpo umano si interrompeva sotto l'ombelico e riprendeva sulle ginocchia, no? Il resto non si sapeva cos'era, e questo era la signora secondo me è più o meno la mia età, perché sì, credo sia vedendo, anche sì. Io sto vedendo lo stesso più film verso la mia, ma credo che sì, mentre la racconta. Volete sapere la mia età? Beh, no, No, ma da no, come non la ve sta la dico. raccontando mi ricorda molto quelle cose che abbiamo vissuto noi, insomma. Sì, ma comunque era una cosa, una maestra, parliamo di parecchi anni fa comunque, ha fatto un corso di educazione sessuale ai bambini, che era anatomia, ed era una maestra, tra l'altro, molto, molto fervente cattolica, molto religiosa e molto coerente con le sue cose, molto brava, una persona meravigliosa. Ecco, perché non può entrare un sanitario a scuola? Vorrei capire. Ma evidentemente, guardi, allora intanto ringrazio la signora per le cose belle che mi ha detto, perché queste parole sono sempre di carica per poter andare avanti. Anche per me, sa? Grazie. Inizio la giornata bene. Bene, allora, bene. Io sono sempre a disposizione di tutte le persone, tutte, anche di quelle che non la pensano come me, quindi mi metto sempre a disposizione. E sa che cosa ho pensato? Che comunque, a parte che io ho visto la mia vista, per esempio, in seconda elementare facevano il controllo della vista in seconda elementare e ti verificavano se avevi necessità degli occhiali o meno. A me hanno verificato che avevo necessità degli occhiali, io dalla seconda elementare in poi ho sempre portato il correttore della vista, adesso ce l'ho lenti a contatto, ma insomma comunque. E ha ragione, c'era il controllo dei denti. In quarta elementare, ecco, faccio questo piccolo racconto personale, in quarta elementare io avevo un maestro che era al suo ultimo anno di servizio, quindi era un maestro anziano, aveva insomma tutta la sua esperienza,
Bene, un giorno una mia compagna di classe ha portato un libretto di quelli semplici, proprio per bambini, di educazione sessuale. E lui, anziano, maestro, quarta elementare, ha fatto a tutti noi una bellissima lezione di educazione sessuale, come nascono i bambini, no? Poi è chiaro, all'epoca, appunto, come ha detto la signora, dall'ombelico al ginocchio era tranciato, insomma. E, per me è stata un'esperienza importantissima, cosa che poi ho replicato anche nell'educazione con mia figlia, per esempio. Ecco, la cosa che posso spiegare alla signora in maniera molto semplice è che le leggi le fanno gli esseri umani, mi viene da dire più gli uomini fino agli ultimi anni che le donne. Ed è stata fatta una scelta evidentemente chiara che all'interno degli istituti scolastici questa figura doveva essere soppressa, punto. Dopodiché è chiaro che mano a mano che noi ci ritroviamo a avere delle nuove leggi ci dobbiamo adeguare. Per cui, come ho detto anche all'assessora Rosolén, e gliel'ho detto in maniera molto chiara, ma le leggi le facciamo noi. Noi nella nostra assemblea legislativa decidiamo quali sono le ricadute sociali della nostra società e dei nostri cittadini. Se andiamo in una direzione ci saranno determinate ricadute, se andiamo in un'altra ce ne saranno delle altre. Quindi quando mi si dice, faccio un esempio banale, ci sono alcuni referenti della maggioranza che dicono, per esempio sulle strutture sanitarie degli ospedali, non si può avere tutto dappertutto. Mamma mia, cioè neanche le 10 tavole della legge. Allora, non si può, io rispondo, non si vuole avere tutto dappertutto, o comunque si è scelto di avere una progettualità delle strutture sanitarie, dell'apparato sanitario della nostra regione, che è fatto in una determinata maniera. Te ne prendi tutte le tue responsabilità, se poi l'anziano che è a 30 minuti dall'ospedale tra un ictus e un infarto mi muore, e forse a quel punto non avremo più una pensione da pagare, perché anche quelle sono le ricadute che dobbiamo dire, perché la nostra popolazione è molto anziana e nel giro di pochi anni graverà fortissimamente sulle casse dello Stato senza essere più produttiva. Per cui queste sono cose che noi dobbiamo avere ben chiare. Quando si progetta a livello legislativo, si deve progettare non oggi per il domani o oggi per la prossima tornata elettorale, bisogna progettare a lunga gittata. E anche i famosi 10 anni di mandato a un'unica persona e ai suoi 10 della sua giunta doveva essere anche in quest'ottica, cosa che invece noi purtroppo non stiamo evidenziando. Sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego. Buongiorno a lei e alla sua ospite. Allora, io posso, come cittadina posso accettare terzo, quarto, quinto, 20° mandato di un presidente, però non posso accettare che un presidente metta in un comparto così importante come la sanità una persona che non ha il minimo di competenza per quanto riguarda la sanità, perché è un architetto, quindi l'architetto non mi risulta, forse saprà, non so, disinfettare un taglio, e quindi non ha competenze in merito. Questo non lo posso accettare. Questa persona tra l'altro non era neanche stata eletta, è stata messa su perché, vabbè, lasciamo perdere. Perché succede così molto spesso. Adesso io non devo fare l'avvocato del sanitario nella scuola, anche nelle scuole materne c'era l'assistente e c'era anche il pediatra. Quando io lavoravo, sono passati parecchi anni, però quando c'erano per esempio i pidocchi, parliamo di pidocchi, veniva un'assistente sanitaria a fare un controllo generale. Dopodiché hanno detto basta, non veniamo più. Allora controllavamo noi maestre, però c'è stato detto che neanche noi potevamo dire a qualcuno guarda che tuo figlio ha i pidocchi, se non guardandolo da lontano.
non si poteva più controllare, quindi Queste sono le leggi. assistente- Queste sono le leggi che sono state scritte male. Ecco, esatto, e questa è la sanità. Non voglio dire altro perché non voglio dilungarmi. Comunque una figura sanitaria in una scuola materna, soprattutto materna e nidi per esempio, o alle elementari, sarebbe una figura molto importante. Sì. Però, ripeto, ritornando al primo discorso, non posso accettare una figura che non ha competenze sanitarie, che poi sono stati dati tantissimi soldi anche ai dirigenti, per esempio. I dirigenti non sono tutti sanitari, quindi invece di dare ai dirigenti diamo agli operatori, ai medici, agli infermieri, agli OS, che così potranno occuparsi molto molto meglio degli ammalati o degli anziani o queste persone qua. Quindi io posso accettare un altro mandato, ripeto, però non posso accettare che figure importanti non siano competenti nelle loro funzioni. Grazie mille, mi scusi se mi sono dilungata. Buona giornata. Poi quello che ha detto la signora si prende lei la responsabilità, Beh, perché poi insomma, capita anche, adesso non per farla, io devo fare anche delle volte l'avvocato del diavolo, ma molto spesso nulla proibisce che un assessore sia scelto. No, ma infatti, allora su questa cosa qua la signora, che peraltro poi mi pare capire che è una maestra, sì, no? Ecco, che è stata una maestra, quindi con tanto rispetto nei confronti della sua professione, di quello che fanno, insomma, perché è un caposaldo importante nella nostra società. Per quello che riguarda le figure politiche e anche le figure di assessore e decisionali, che hanno potere decisionale, come ministri per esempio, gli assessori, io ritengo che non sia indispensabile che sia una persona che conosca bene il comparto. Faccio un esempio, io sono architetto esattamente come l'assessore Riccardi. È chiaro che nelle materie di mia competenza, quelle per cui ho studiato, la pianificazione territoriale, i fabbricati, eccetera, su quello mi maneggio in maniera molto più facile. Però faccio un esempio semplicissimo. La scelta politica prescinde dalla competenza, perché la competenza è in mano ai direttori dei dipartimenti, alle figure che coordinano, no, le direzioni che poi sono gestite nelle scelte politiche dall'assessore o dal ministro. Questi sono competenti, alcuni sono scelti anche direttamente, tipo il direttore centrale viene scelto dall'assessore come persona qualificata e che è il suo consigliere, va bene? Queste persone poi hanno fatto un concorso, sono entrate in regione, sono entrate nei ministeri e devono coadiuvare l'assessore o il ministro, chiunque sia presente, cioè può essere uno di centro, di destra, di sinistra, più moderato, meno moderato, e devono scrivere la legge in forza della scelta politica di quel rappresentante dei cittadini. Allora, giustamente la signora sottolinea un paio di cose. Uno, che non ha la competenza della materia, e quindi ho spiegato com'è. L'altra invece mi è sfuggita adesso. E che non sarebbe eletto. Ecco, che non è eletto. Su questo mi trova totalmente d'accordo la signora. Perché dopo il governo Maccanico, ve lo ricordate, quello famoso il governo dei tecnici, che ha riportato tutti i parlamentari dentro le loro sedie e quindi, anzi addirittura hanno dovuto aggiungere delle sedie nuove perché generalmente il governo si prendeva dagli eletti, da quel governo in poi sembra che i tecnici debbano essere coloro che
devono governare. E allora anche in forza di questo si sono scelte delle figure non elette. Il più delle volte si sceglievano dei tecnici, come per esempio è stato, adesso non mi ricordo se Fasola era stato eletto o meno, ma comunque per esempio Fasola era uno che ha fatto l'assessore, una persona competente della materia, peraltro oggi è diventato il consigliere dell'assessore Riccardi per quello che riguarda il piano oncologico. E i tecnici erano i tecnici. Adesso invece abbiamo gli assessori esterni che non sono i tecnici, che sono persone di fiducia del presidente eletto dai cittadini e che gestisce in questo caso il grosso del nostro forziere, della nostra regione. Ecco, sulla questione degli eletti, dei non eletti, io penso che noi dobbiamo prendere, se dovesse capitare in maniera del tutto eccezionale che ci sia necessità di un tecnico che gestisca un determinato comparto, ma allora è un po' come commissariare quel comparto, capito? Invece deve essere un eletto che dà chiarezza ai cittadini qual è la sua linea politica, perché io posso anche essere Serena Pellegrino, architetto Serena Pellegrino, ed essere messa a governare la sanità, no? Faccio questo esempio per non parlare di altri, anzi anche l'analogia del titolo di studi, ma io mi circonderò di tecnici a cui dirò chiaramente qual è la mia linea politica. Faccio l'esempio più stupido del mondo. Una linea politica per quello che riguarda l'architettura, va bene? Se io scelgo di fare una casa in cemento armato con l'acciaio, con il vetro e con una determinata tipologia di abitazione, faccio una scelta, quindi alimenterò una determinata filiera produttiva. Se la faccio invece in laterizio e legno, se utilizzo i coppi, se faccio la pietra, se utilizzo la pietra, alimenterò un'altra linea produttiva e quindi anche questa resta una scelta politica. Se voglio farla in bioedilizia, anche questa è una scelta politica e quindi prescinde dal fatto che io sia o meno un tecnico, posso anche essere un medico a capo delle infrastrutture e ho la linea politica dettata dal mio partito, da chi mi ha eletto e che si aspettano che io faccia determinate cose. Per quello che riguarda, ritorniamo alla figura dell'assessore Riccardi in questo caso, io non gli imputo il fatto che sia un mio collega. Una cosa però gli imputo, il fatto che lui abbia avvocato a sé tutte le scelte e io gliel'ho detto da subito, ho detto assessore, lei si sta prendendo tutte le responsabilità di quello che sta decidendo, senza coinvolgere sostanzialmente nessuno, nemmeno i medici, che alle volte potrebbero anche essere, tra virgolette, di intralcio nella scelta progettuale. Ma a fronte di questo, che lei ha già comunicato, che lei ha già preso a sé tutte le decisioni, a fronte di questo lei deve comunicare il suo progetto, proprio perché è un architetto e perché ritiene che il progetto debba essere comunicato, lo deve comunicare e soprattutto se lei pensa che quello sia il progetto migliore per la cittadinanza del Friuli Venezia Giulia, lo deve dire a tutti, apertis verbis, così rassenerà gli animi per tutti quanti, ma evidentemente così non è. Allora, abbiamo un comunicato, un collegamento in fine trasmissione perché vedo Bernardo Gulotta combattere con la sua unghia, perché si chiama unghia questo tipo di cappello, e credo sia alla base lungo le rive, il Molo Audace, se vedo bene, no? C'è un bel vento, fuori. Sì, Umberto, siamo vicino alla Scala Reale, combatto affinché il mio cappellino dell'Hard Rock Café di Praga non voli via, perché mi dispiacerebbe doverci tornare solo per prenderlo, o magari per visitare la città. Detto ciò, siamo prossimi alla inaugurazione di Mare Nord-Est, che fra poco avrà luogo in regione, ma prima in questo collegamento diamo conto di quella che è la situazione meteo, con un vento che sta effettivamente toccando la città di Trieste, vento di Bora da est e nord-est con una potenza media di 13 km orari, con raffiche che però raggiungono i 25 km orari quest'oggi, vento che sarà in attenuazione a partire dal pomeriggio. La temperatura ora è di circa 13 gradi, la temperatura dell'acqua invece è di 18 gradi centigradi in una forbice che oscilla fra i 18 gradi
18,1, 18,9, quindi una temperatura che è tornata, diciamo, primaverile dopo giornate invece decisamente più calde. Comunque la situazione meteo andrà migliorando nel corso del pomeriggio, per poi avere domani e domenica giornate prettamente soleggiate. Questo era giusto uno spaccato meteo, visto che molti questa mattina hanno scelto di mettersi abiti pesanti o magari di prendere le 4 ruote a discapito delle 2 ruote, che siano scooter o moto o biciclette, proprio perché la giornata si è presentata alle prime ore di quest'oggi piovosa e ventosa. Dovrebbe essere però, come detto poco fa dalle previsioni dell'Osmer, in miglioramento a partire da dopo pranzo. Vi restituisco la linea, noi andremo a seguire la presentazione ufficiale della 14ª edizione di Mare Nord-Est. A voi. Grazie a Bernardo Gullotta, siamo presto in chiusura, c'è una telefonata in linea. Allora, vediamo così, la telefonata deve essere però veramente telegrafica. Buongiorno. Pronto? Talmente telegrafica che non c'è. Non c'è, ok. Allora così chiudiamo con... Ormai Ecco, appunto. la sanità ormai è solo per i ricchi. Ecco, perfetto. Allora, Chi che ha soldi, quei si cura, chi non ha soldi è crepa. Ok, ecco, abbiamo, è chiaro il concetto. Però voglio dare una risposta anch'io telegrafica, come la signora, perché quando tu metti nelle mani il grosso della nostra sanità, la metti tra il privato convenzionato, lo paghi il doppio rispetto a quello che viene pagato il pubblico e peraltro non risolvi comunque il problema delle liste d'attesa, le persone cosa fanno? Vanno nel privato puro, perché quando tu il pubblico l'hai trasformato in un'azienda, dopodiché hai ceduto ad aziende vere di privato convenzionato e pagato col pubblico, cosa succede? Che chi ha veramente necessità si venderà la casa, farà prestiti, farà qualsiasi cosa pur di farsi curare, pur di avere una visita in tempi stretti e va dal privato puro. Lo spettro è quello che si arrivi ad una situazione come quella degli Stati Uniti, che sarebbe veramente... Ma quella, se non altro, quella sarebbe una cosa drammatica per noi, perché noi avevamo il servizio sanitario e sociale migliore, noi in Friuli Venezia Giulia il migliore d'Italia, e quello d'Italia era invidiato in tutta Europa. E il vero problema è che se si arrivasse a quelli degli Stati Uniti, almeno quello è un modello 100% fatto in quella maniera, entri in pronto soccorso, no? Il film ti dice ma lei c'ha l'assicurazione, no? La battuta, bene c'è l'assicurazione, sì, entri là, non ce l'ha, no, va dall'altra parte. Ecco, per noi questo sarebbe drammatico ovviamente, ma nel nostro caso ci troviamo in una situazione talmente spuria che ci troveremo in una situazione in cui abbiamo il peggio da una parte e il peggio dall'altra. Grazie alla consigliera regionale Serena Pellegrino di Alleanza Verdi Sinistra, grazie ai telespettatori, grazie a chi ha scritto. Trieste in diretta vi aspetta alle 17:55. Sveglia Trieste torna domani alle 7. Vi ricordo gli appuntamenti delle 13:20 con il telegiornale, delle 19:30 con il telegiornale della sera e alle 21:10 con Ring. Grazie a tutti e buona giornata.